Allora, benvenuti a questa sessione pomeridiana del convegno. Io dirò solo qualche parola di introduzione sui relatori, visto che non hanno bisogno di presentazioni. È un piacere introdurre come primo relatore Carlo Tedeschi, che è professore ordinario di paleografia all'Università Chieti-Pescara. Sin dalle prime esperienze di ricerca ha affrontato tematiche relative allo studio dei graffiti e delle scritture esposte, analizzate soprattutto nei loro rapporti con le scritture librarie di apparato. Oltre ad aver pubblicato una monografia con la Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2005, dedicata alle iscrizioni britanniche post-romane, che ha permesso di formulare una nuova ipotesi sull'origine del sistema grafico insulare, ha indagato numerosi casi, spesso inediti, di graffiti ed epigrafi relativi all'Italia centrale e meridionale. Dal 2010 è impegnato nello studio del patrimonio epigrafico dell'Abruzzo medievale come responsabile regionale del progetto Iscriptiones Medievi Italie, promosso dalla Fondazione CISAM di Spoleto. E collabora con l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo in qualità di membro del comitato scientifico della sede di riferimento per l'Italia meridionale, che è Barletta, e come corresponsabile della collana Fonti e Studi dell'Italia mediana, e oggi ci parlerà di graffiti tra VII e VIII secolo. Grazie. Grazie. Comincio naturalmente con un ringraziamento sentito alla... Non va bene così? Devo avvicinare? Sì, mi sento un po'... Va bene. Con un ringraziamento molto sentito alla Fondazione De Claricini e al Presidente del Centro di Studi Longobardi, il Professor Gabriele Archetti, che ha organizzato questo ricchissimo convegno con tutti i crismi, possiamo dire. Ecco, e quindi lo ringrazio per questo, ma lo ringrazio anche per avermi invitato personalmente. Dunque, la mia relazione toccherà un tema che rientra in un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea, un ERC Advanced, da me coordinato, che ha sede nell'Università di Chieti. Qui ho portato la prima schermata del nostro sito. Uno dei principali obiettivi di questo progetto consiste nella realizzazione di un censimento, ovviamente da intendersi non mirante all'esaustività, dei graffiti esistenti in Italia, datati o databili fra il VII e il XVI secolo. In questa occasione mi limiterò a presentare un quadro generale della produzione di graffiti in corrispondenza del segmento cronologico più alto preso in considerazione dal progetto, ovvero i secoli VII e VIII. Parlerò di un ridotto numero di iscrizioni che sono specificamente e sicuramente attribuibili agli anni di regno di Grimoaldo, senza tuttavia analizzarli in ogni loro aspetto, dal momento che hanno costituito l'oggetto della relazione, di due relazioni effettivamente, di Immacolata Ulisa e di Carlo Ebanista. Cercherò piuttosto di trarne qualche spunto al solo fine di confrontare la situazione dei graffiti garganici con quella del resto della produzione di graffiti nell'Italia fra il VII e l'VIII secolo. Ovviamente è necessario premettere a tutto questo discorso un'avvertenza metodologica. Tranne rari casi, la datazione dei graffiti è basata sul giudizio paleografico e quindi è sottoposta ad una inevitabile oscillazione cronologica che può essere oggetto di valutazioni non sempre univoche. Nel passaggio dalla tarda antichità all'alto medioevo, la scrittura parietale graffita cambia profondamente le sue forme e funzioni. Come recentemente rilevato da Antonio Felle, da una pratica legata all'uso funerario presso le catacombe, ne ha parlato stamattina anche Carlo Ebanista. Quando si pensa alle catacombe ovviamente non si deve pensare soltanto a quelle romane, ma anche ad esempio a quelle di Nola
ma anche a quelle di Chiusi, ecco. O legata alla registrazione obituaria, come ad esempio nel caso vicino a questa regione, che è quello della cattedrale di Parenzo. Ecco, si passa ad un altro tipo di prassi connessa alla diffusione degli itinera ad loca sancta. Come in molti altri campi, lo si è ripetuto più volte nelle relazioni di questi giorni, anche parlando di graffiti, il VII secolo si pone dunque come un importante momento di cesura, ed è proprio per questo che il progetto sopramenzionato ha individuato in esso il proprio terminus post quem. Sebbene le osservazioni di Felle siano in tutto condivisibili, occorre tuttavia sottolineare un fatto. I graffiti devozionali non attestano soltanto la frequentazione di luoghi santi da parte di viaggiatori di lungo raggio, ma anche una frequentazione locale. Si tratta forse di un fenomeno meno vistoso, ma non meno importante da un punto di vista storico-sociale. E di questo dunque bisogna tenere conto. Il periodo compreso fra il VII e il IX secolo rappresenta dunque il momento di massimo sviluppo del viaggio devozionis causa, breve o lungo che sia il percorso, e in conseguenza di ciò di massima diffusione dei graffiti devozionali. Prima, fra le località toccate da questo fenomeno va annoverata naturalmente Roma, e in particolar modo le sue catacombe, che grazie alle sepolture dei martiri fino all'età carolingia restano straordinari attrattori di viaggiatori provenienti da ogni parte della cristianità, ma anche di fedeli della stessa città. Fra i viaggiatori di lungo raggio si ricordano gli anglosassoni, che lasciarono traccia visibile del loro passaggio in diversi siti urbani, attraverso iscrizioni sia in alfabeto latino che in caratteri runici. Se si prescinde da Roma, soltanto altre sei località italiane conservano corpora di graffiti medievali. Considerate che finora abbiamo schedato all'incirca 200 località complessivamente nell'arco cronologico compreso fra il VII e il XVI secolo, quindi ecco, sono veramente poche. Ecco, da sud a nord, le potete vedere in questa cartina, sono San Michele a Olevano sul Tusciano, San Michele al Monte Gargano, Sant'Eusebio nei pressi di Sutri, in provincia di Viterbo, San Pietro in Albe, nei pressi di Avezzano, il Tempietto sul Clitunno e infine Santa Maria in Stelle, vicino Verona. Di esse, non più di due, Monte Sant'Angelo e il Tempietto, presentano segni sicuramente attribuibili a pellegrini di lungo corso, mentre in tutti gli altri siti la frequentazione non sembra travalicare i confini territoriali di singole diocesi. Ecco, come nel caso che io ho personalmente studiato di Sant'Eusebio, ma anche da quello che si ricava dalla scarsa bibliografia disponibile, nel caso anche di San Michele a Olevano, studiato da Maria Galante, e di Santa Maria in Stelle, sulla quale esiste un articolo di Flavia De Rubeis, ma ecco, su questo stesso argomento poi la stessa Flavia De Rubeis so che sta approntando un'edizione integrale. In generale, ad eccezione di San Pietro in Albe, dove gli unici due graffiti rientranti nella cronologia considerata hanno funzione funeraria, l'intera produzione di graffiti altomedievali assolve una funzione cultuale, devozionale. La stragrande maggioranza dei testi è costituita da sottoscrizioni basate sulla formulazione mononucleare, secondo la ben nota definizione di Carlo Carletti, che prevede il nome del visitatore, preceduto dall'invocatio simbolica, il segno di croce, ed eventualmente seguito da altri elementi identificativi, quali titoli, quasi sempre ecclesiastici, prete, diacono, monaco, eccetera,
o da epiteti di umiltà, quali humilis, indignus, peccator. Sono, diciamo, caratteristiche che si trovano spesso anche in altri tipi di testi, ad esempio nei colofoni, ecco, per chi abbia familiarità con le fonti librarie. Raramente, come vedremo più avanti, a questa formulazione di base vengono poi aggiunte preghiere dirette a Dio o ai santi, oppure appelli all'ideale lettore affinché voglia ricordare lo scrivente nelle sue preghiere. A titolo esemplificativo sarà sufficiente prendere in considerazione questa iscrizione da Sant'Eusebio vicino Sutri, che riassume, credo, efficacemente tutti questi elementi che abbiamo elencato. È l'iscrizione del prete Ioannes. E se leggiamo, ecco, avete la possibilità di leggere anche l'edizione. Omnes unc populo quintrati sinistra ecclesia, orate pro me, miserum peccatorem, Ioannes presbyter, isti sancti servitor, pro nobis, qui legis dicat, benedictus sanctus aiuta. Ecco, quindi troviamo l'appello a tutti gli appartenenti al popolo di Dio, ovviamente, che entrano in questa chiesa a pregare per il prete Giovanni, per lo scrivente, misero peccatore, nonché servo di questo santo, ovvero possiamo supporre Eusebio. L'appello al lettore è poi reiterato con la richiesta di pronunciare la seguente formula: San Benedetto aiuta, e aiuta è scritto proprio così, quindi diciamo è una formulazione che vede anche una forma verbale molto vicina al volgare. Solo en passant vale la pena dimostrare la prova del fatto che il graffito di Giovanni fu non solo effettivamente letto, ma anche esso ispirò un secondo visitatore a lasciare un suo proprio segno di devozione, questo. Infatti, pochi centimetri a sinistra rispetto al primo graffito, un altro prete dal tipico nome longobardo, Rainos, tentò di copiare il testo di Ioannes, seppure potendo contare su competenze grafiche ancor meno solide di quelle dell'autore dell'antigrafo. Ciò si deduce facilmente dall'uso della formula, che possiamo considerare un vero e proprio apax nell'ambito della produzione di testi trasmessi con tecnica sgraffio, Vos qui intratis sinistra ecclesia, orate pro me, misero peccatore. Il filone testuale della cosiddetta sottoscrizione mononucleare domina incontrastato la produzione di graffiti devozionali altomedievali in lingua latina, ma anche in altre lingue, e lo si può constatare, l'abbiamo già constatato stamattina, osservando i graffiti lasciati da individui di origine anglosassone, sia a Roma che a Monte Sant'Angelo. Qui ne vediamo alcuni esempi tracciati all'ingresso della grotta di Monte Sant'Angelo, per l'appunto. Ma il corpus di Monte Sant'Angelo ci offre anche la possibilità di toccare contenuti e personaggi più vicini al tema generale di questo convegno. Alla sommità del primo pilastro della scalata monumentale, che abbiamo già visto stamattina, al di sopra di una congerie di sottoscrizioni di individui da nomi spesso longobardi, troviamo delle testimonianze che sono riferibili direttamente al duca di Benevento, Romualdo I, figlio e successore del protagonista di questo convegno. La prima iscrizione occupa una posizione privilegiata, o meglio le prime due iscrizioni, perché effettivamente sono due testi, ovvero la faccia ovest del pulvino del primo pilastro.
l'abbiamo già vista stamattina, quindi non sto a ripetere il contenuto. Rispetto all'edizione, all'ottima edizione di Carlo Carletti, ecco, forse si possono individuare alcune piccole varianti che potrebbero essere proposte, ma di questo eventualmente parlerò nel contributo per gli atti. Ecco, le caratteristiche dell'impaginazione e della scrittura di queste due iscrizioni lasciano intendere che entrambe furono realizzate dalla Picida Galdemari Fecit, lo vedete scritto sotto l'iscrizione di destra. Ecco, nell'ambito di un unico intervento volto da un lato e anzitutto a commemorare l'elargizione da parte del Duca Romualdo di risorse destinate alla costruzione del santuario, dall'altra a ricordare i nomi di alcuni vivi onesti, dei quali possiamo supporre, come insieme a Carlo Carletti, ecco, supporre l'appartenenza alla cerchia dei dignitari della corte beneventana, che probabilmente comparteciparono economicamente alla realizzazione dell'opera. Che il dux menzionato nell'iscrizione sia da identificare con Romualdo I è reso evidente anche dalle divergenze grafiche e impaginative che queste due iscrizioni presentano rispetto ad altre due. Ecco, qui ho portato dei particolari in modo che voi possiate apprezzare anche il tipo di scrittura, sulla quale non mi posso soffermare per ragioni di tempo, ovviamente. Però, ecco, notate la forte tendenza alla geometrizzazione di questa scrittura. Ecco, e questa è l'iscrizione di sinistra. Ecco, dicevo, invece sullo stesso pilastro troviamo queste altre due iscrizioni che sono invece attribuibili ad un momento successivo al ducato di Romualdo II. Ricordo le date 706-731. Che siano riferibili a Romualdo II, queste iscrizioni, è un fatto che è reso certo, diciamo, dalla menzione della sposa di Romualdo II, Gumperga, e che queste due iscrizioni siano da considerarsi coeve è reso altrettanto, direi certo, dall'identità o dalla forte somiglianza grafica che distingue queste due iscrizioni rispetto alle precedenti. Ecco, queste hanno un'impronta, come dire, data dall'imitazione della capitale di tipo classico, possiamo dire, poi naturalmente con delle forti differenze rispetto alla capitale classica come noi la conosciamo, però ecco, il modello di riferimento va più in quella direzione. Ecco, queste testimonianze commissionate dalle più alte cariche del Ducato di Benevento, fra l'ultimo quarto del VII e il principio dell'VIII secolo, presentano per scelte tecniche, grafiche, testuali, caratteristiche proprie delle scritture di apparato. Esse appartengono, insieme a poche altre in Italia, alla prima generazione di epigrafi e in questo caso uso non a caso il termine epigrafi e non graffiti, perché ovviamente si tratta di iscrizioni che sono state anzitutto commissionate e realizzate secondo dei principi che prevedono l'utilizzo e anche l'impiego di competenze tecniche. Ecco, il discorso cambia profondamente se prendiamo in considerazione il resto della produzione scritta sulle pareti del santuario garganico. Sullo stesso pilastro su cui si trovano, scusate,
sto andando... Ecco qui, no, ho portato una foto per far vedere proprio la differenza della scrittura, ecco, nelle due iscrizioni. Quindi sullo stesso pilastro troviamo un numero notevole di altre iscrizioni che ricordano spesso nomi tipicamente longobardi, ma non solo. Ma in questo caso si tratta quasi sempre di iscrizioni che possiamo dire non furono commissionate, ecco, bensì molto probabilmente autoprodotte per mezzo di strumenti di fortuna e dal punto di vista testuale adattate all'essenzialità della formula mononucleare. E lo stesso si può dire di molti altri nomi scritti lungo le pareti del complesso monumentale. Se per le iscrizioni ducali si può correttamente parlare di scrittura esposta, secondo la ben nota espressione coniata da Armando Petrucci, per la stragrande maggioranza delle altre testimonianze non ritengo che si possa usare tale espressione con altrettanta pertinenza. Se spostiamo l'attenzione dal santuario garganico ad altri contesti monumentali caratterizzati dalla presenza di graffiti altomedievali, dobbiamo anzitutto rilevare una differenza in relazione alla cronologia. Infatti, mentre la serie delle iscrizioni garganiche inizia, come abbiamo appena visto, intorno alla metà del VII secolo, in quasi tutti gli altri casi, con l'eccezione di San Pietro in Albe, possiamo dire, la datazione appare più avanzata, potendosi collocare fra l'VIII e il IX secolo. Entro questo arco cronologico si attestano i graffiti di Olevano, del tempietto sul Clitunno, di Santa Maria in Stelle. In base alla datazione finora proposta, anche Sant'Eusebio rientrerebbe in questa fascia, ma, come vedremo poco sotto, forse in questo caso è necessaria una piccola correzione. A me stesso, tra l'altro, perché sono... Alla diversa cronologia corrispondono poi altre differenze, a cominciare da quelle di natura testuale. Fra i graffiti garganici, infatti, accanto alle prevalenti formule mononucleari, si nota il permanere, e non solo nelle iscrizioni ducali, ma anche in molti graffiti, della lunga impronta della tradizione tardo-antica, con formule quali Vivas in Deo Semper. Inoltre, in aggiunta ai titoli ecclesiastici e agli epiteti di umiltà, comuni nella documentazione del pieno alto medioevo, a Monte Sant'Angelo si trovano ancora titoli onorifici, abbiamo visto, quali Vir Honestus, Vir Clarissimus, che sono evidentemente di tradizione tardantica e che sono altrove assenti. Ecco, sulla base di tutto ciò mi sembra possibile affermare che il corpus di Monte Sant'Angelo si presenta come una sorta di anello di congiunzione fra la tradizione tardo-antica e quella pienamente altomedievale, caratterizzata da una testualità molto più asciutta ed essenziale. L'unico altro contesto, oltre a quello del santuario di San Michele, nel quale è attestato l'uso della formula Vivas in Deo, nella variante Viva in Deo, è quello di Sant'Eusebio. Questo indizio, aggiunto ad altri indizi, quali la singolare complessità dell'articolazione testuale, che abbiamo visto sopra nel graffito di Ioannes, e la frequente presenza di richieste di preghiere, potrebbe suggerire l'opportunità di una qualche anticipazione della cronologia dei graffiti presenti in questa chiesa, da me datati inizialmente nel 2002 tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, ma che a questo punto, in base al confronto con gli altri corpora, è forse opportuno anticipare di qualche decennio, forse anche alla prima metà dell'VIII secolo. Ecco, questa e altre possibilità di revisione delle acquisizioni relative a particolari casi di studio
o più in generale relative al fenomeno dei graffiti altomedievali nel loro insieme sono attuabili grazie al sistematico confronto dei dati provenienti dai singoli contesti, che potrà essere favorito dalla prosecuzione del progetto IRC sopra ricordato. Questo progetto è stato lanciato il 1° gennaio del 2022, quindi oggi ho 2 minuti? Sì. Bene. Oggi siamo a metà dei 5 anni previsti per concludere i lavori. Dal 2022 sono stati visitati circa 110 siti in 16 regioni italiane e altri 68 siti sono stati rilevati attraverso un censimento bibliografico. Abbiamo messo insieme un Atlante in cui stiamo raccogliendo tutte le informazioni derivanti da ogni sito visitato, foto, apografi, se necessari, bibliografia, schede di catalogo, comprendenti naturalmente una descrizione degli aspetti logistici, del contesto, del supporto e poi soprattutto la trascrizione e l'edizione. Tutti questi dati raccolti sono destinati poi a essere riversati in un database. La compilazione sistematica di un ampio corpus di graffiti e la raccolta di dati sulle loro caratteristiche grafiche, linguistiche e testuali potranno offrire una massa di informazioni che, andando ben al di là dei singoli graffiti e dei singoli corpora, andrà auspicabilmente a toccare alcuni degli elementi più rappresentativi, credo, della cultura medievale. Grazie. Grazie Carlo per questa bella relazione che ha integrato molto bene quella di Ebanista e di Aulisa di questa mattina, facendoci vedere un po' gli stessi materiali ma da una diversa angolazione e da una diversa prospettiva. Quindi grazie, è un grande piacere adesso chiamare qui Walter Pohl, che è direttore dell'unità di ricerca di storia medievale dell'Accademia Austriaca delle Scienze e insegna storia medievale all'Università di Vienna. I suoi interessi principali sono le invasioni barbariche, l'Alto Medioevo e l'etnogenesi. Nel 2004 è stato insignito del premio Wittgenstein e nel 2010 ha vinto un ERC Advanced Grant per il progetto Social Cohesion, Identity and Religion in Europe 400-1200. E oggi ci parlerà intorno alla redazione dell'Origo Gentis Langobardorum. Grazie. Grazie. L'Origo Gentis Langobardorum è un testo assai breve che però copre tutta la storia dei Longobardi, dalla mitica partenza dalla Scandinavia fino all'ascesa di re Pertarit, dopo la morte di Grimoaldo nell'anno 671. Essa combina una delle leggende di origine più fantasiose della letteratura altomedievale con un elenco assai secco ma attendibile di re e alcune delle loro gesta. Il testo si apre con la migrazione da parte dei Vinnili sotto la guida della donna saggia Gambara dalla Scandinavia verso il continente e con la loro resistenza all'attacco dei Vandali. Continua con la famosa storia di Freya e Wodan, qui rappresentata nel Codice delle Leggi di Cavan, numero 4. La dea Freya consigliò a Gambara di schierare le donne sul campo di battaglia con i capelli sistemati intorno alla faccia a mo' di barba. Wodan, il marito di Freya, dio della guerra, chiese chi fossero questi lunghi barbi e, avendo dato loro un nuovo nome, dovette conceder loro anche la vittoria. Le più
Antiche testimonianze della trasmissione dell'Origo provengono dalla tradizione indiretta. Una breve sintesi del mito appare per la prima volta nella cronaca di Fredegario, che fu compilata negli anni 660, probabilmente a Metz. Nella storia dei Longobardi di Paolo Diacono, scritta prima del 796, si trova l'intera vicenda di Wodan e delle barbe lunghe, presentata comunque come ridicola favola. È una versione notevolmente più estesa del racconto delle migrazioni dei Longobardi. Paolo ovviamente considerava l'Origo come prologo dell'editto di Rotary, che lui trovava in quasi tutti i codici, come scrive di sua conoscenza. Questa versione delle origini longobarde venne riprodotta in molti manoscritti già nel periodo carolingio. Una rielaborazione cristianizzata dell'Origo, senza la storia delle barbe, fu composta a Milano nel 810 e conservata nel libro delle leggi di Gotha. L'Origo Gentis Langobardorum stessa è conservata unicamente in 3 manoscritti. Il primo è il libro delle leggi della Biblioteca Capitolare di Modena, che fu compilato da un certo Lupus per il duca Everardo del Friuli negli anni 30 del secolo IX e fu probabilmente copiato nel tardo secolo IX. I 2 altri manoscritti provengono dell'Italia meridionale e sono gli unici codici delle leggi longobarde che contengono l'Origo prima del prologo di Rotary. Il Cavensis 4 fu scritto nel 1004 o 1005 a Monte Cassino, come penso di aver dimostrato. Il Codice di Madrid della prima metà del XI secolo proviene da Bari, a quel tempo appartenente all'impero bizantino. Queste 2 versioni dell'Origo dimostrano già il lungo percorso del testo attraverso gli errori dei copisti. Dunque questo è l'elenco dei testi che si trovano nel Codice di Cava, qui quello di Madrid, tutti e 2 con belle miniature. E questo è un esempio che uso sempre nell'insegnamento con gli studenti, le 3 versioni della prima frase dell'Origo. Dunque, a Modena erat insula quaeticitur Scadan, in Cava l'isola viene preso per consule, id est consuli quaeticitur Scadanan. A Madrid si corrige un po', no? Id est sub consule quaeticitur Scadanan. E il testo della edizione di MGH est insula qui dicitur Scadanan, perché qui c'è probabilmente l'arcaismo degli editori di MGH nell'Ottocento, perché il qui si riferisce al console, no? Si poteva anche scrivere come a Modena insula que. La fine dell'Origo Gentis Langobardorum. Torniamo dunque al momento della redazione. La data risulta dalla fine del testo nei 2 manoscritti meridionali, dove si legge et post ipsum regnavit Grimoald. Eo tempore exivit Constantinus, imperator de Constantinopoli, et venit in partes Campaniae, et regressus est in Sicilia, et uxtisus est a suis. Et regnavit Grimoald annos novem, et post ipsum regnavit Bertari. Gli ultimi eventi databili sono dunque il regno di Grimoaldo, dal 662 al 671, e l'arrivo dell'imperatore Costante II, e poi nel 668 il suo assassinio. La versione del Liber Legum di Modena, dopo l'uccisione di Costante, inserisce l'elenco dei re longobardi
e la genealogia di Rotari, tratti dal prologo dell'editto di Rotari, e poi continua l'elenco ancora con Perctarit e con i rimanenti re longobardi. Continuiamo con alcune osservazioni sulle circostanze della redazione dell'Origo. Primo, gli elenchi dei re nel prologo dell'editto di Rotari e quelli alla base dell'Origo sono quasi identici. C'è solo un po' di confusione tra Adaloaldo, il figlio di Agilulfo, e il suo successore Arioaldo. Solo il Cavensis menziona sia un certo Aroald, figlio di Agilulfo e Teodelinda, anche questo viene notato, sia Adroald. Nel codice di Modena troviamo solo Adaloaldo, figlio di Agilulfo e Teodelinda. Il codice di Madrid menziona solo un Aroald, senza i genitori. Purtroppo questa versione minima è stata scelta nell'edizione dei MGH. Malgrado questi errori di trasmissione, la similitudine dei due cataloghi mostra che un nucleo dell'Origo fu compilato al più tardi nel 643, data della promulgazione delle leggi dell'editto. Le notizie qui trasmesse sono anche largamente consonanti con informazioni contemporanee contenute in testi estranei alla storiografia longobarda, come per esempio in Procopio, Gregorio di Tours e nelle lettere di Gregorio Magno. Possiamo dunque pensare che una memoria dei re longobardi e delle loro famiglie fu consolidata in forma orale o scritta almeno dalla prima metà del VI secolo e che di questa si servì l'Origo per il suo ricco tessuto di nomi e relazioni tra di loro. Secondo, questo filo di memoria politico-culturale, e qui siamo di nuovo a Cava, fu in qualche maniera legato agli sforzi legislativi dei re longobardi. Rotari incluse l'elenco dei re a partire da Agelmundo nel prologo dell'editto e almeno in alcuni codici fu anche premessa l'Origo. Questi testi potevano servire per la legittimazione dei re legislatori e presumibilmente anche per definire l'identità politica del ceto dominante dei Longobardi. Questo legame potrebbe dar occasione di riflettere sul ruolo di Grimoaldo nell'elaborazione dell'Origo. Lui, e non Perctarit, aggiunse alcune leggi all'editto nel luglio del 668. Terzo, sia l'elenco del prologo sia l'Origo contengono non solo i nomi dei re, ma ulteriori informazioni genealogiche, riguardanti quindi la successione dei figli e i nomi delle dinastie. Possiamo pensare che questa enfasi non comune trovi una spiegazione se collocata nel contesto politico contemporaneo. E infatti gran parte dei re del VII secolo tentarono di assicurare la successione dei loro figli, ma spesso con successo limitato. Rodoaldo, figlio di Rotari, fu assassinato poco dopo i mesi. Grimoaldo cacciò dal trono i figli di Areperto e Perctarit il figlio di Grimoaldo. Il catalogo dei re poteva anche dimostrare che non solo i regnanti del presente, ma anche quelli del passato erano appartenuti a diverse dinastie. L'interesse di molti regnanti fu quindi ambiguo. Appartenevano a famiglie nuove al potere regio, ma intendevano assicurare la successione dei propri figli. Quarto, ciò che distingue gli elenchi del prologo e dell'Origo è la frequente menzione delle regine nell'Origo. Queste presenze femminili permettono soprattutto di costruire un filo di legittimità per via femminile che fu centrale nel VII secolo. La dinastia dei Letingi, abbiamo sentito queste connessioni anche
già ieri, tra l'altro nella relazione di Marco Staffella, fu discendente dal terzo re dell'elenco, Letuc, e con 7 re fu la più durevole della storia longobarda. Dopo che Auduino rovesciò dal trono il giovane Valtari nel 547, la dinastia ebbe una seconda vita con successione largamente femminile, che si può rintracciare bene alla base del racconto breve dell'Origo. Eccezionalmente il testo menziona 2 figlie di Vacone, Visigarda e Valdarrada, ambedue spose di re franchi. Nel caso di Valdarrada, l'Origo ricorda anche che Theudebald, nel testo Scusuald o Cusupald, quam odio habens, la diede come moglie a Garipald. Non dice che questo fu duca di Baviera. Queste 2 figure, Garipald e Valdarrada de Baiuaria, riemergono più tardi come genitori di Teodelinda, la moglie prima di Autari e poi di Aquo Agilulfo. Il testo aggiunge che venit cum Teodelenda frate ipsius nomine Gunduald et ordinavit eum Autari rex ducem in civitatem astense. Poi leggiamo che Agilulfo e Teodelinda avevano una figlia chiamata Gunperga o Gundeperga. Scusate. Nel VII secolo le regine spariscono dal testo, proprio in un periodo in cui le donne della dinastia bavarese giocarono un ruolo chiave nella legittimazione di re, spesso saliti sul trono come usurpatori. Su Gundeperga, Paolo Diacono e Fredegario danno informazioni contraddittorie. Secondo Paolo, Rodoaldo, il figlio di Rotari, che regnò solo per 5 mesi, la sposò alla sua salita al trono nel 652, una donna della generazione della sua nonna. Fredegario invece, con molto più dettagli, menziona matrimoni travagliati con Arioaldo e poi con Rotari. Questa versione è la più verosimile e poteva basarsi almeno indirettamente su rendiconti degli ambasciatori franchi, i quali avevano anche parlato con la regina. Poi l'iniziativa passò ai discendenti di Gundualdo, il fratello di Teodelinda. Suo figlio Ariperto I diventò re dopo l'assassinio di Rodoaldo, il figlio di Rotari, e regnò dal 653 al 661. Alla maniera franca, Ariperto divise il regno tra i figli Godeperto e Perctarit, e come sappiamo Grimoaldo sfruttò il loro conflitto per accedere al trono. L'usurpatore seguì il modello di tanti predecessori e, dopo Ita, la sua consorte a Benevento, sposò una figlia di Ariperto, non nominata da Paolo Diacono. Possiamo concludere che sia Grimoaldo sia Ariperto e i figli avessero motivi per riferirsi al lignaggio femminile letingio-bavarese. L'Origo offre un percorso genealogico che permette di collegare sia la linea di Teodelinda e Gundeperga, sia quella di Gundualdo alla stirpe dei Letingi. Comunque non menziona i matrimoni dei re del VII secolo con donne della dinastia bavarese, né il fatto che Ariperto fosse stato il figlio di Gundualdo. Per i lettori contemporanei tutto questo poteva essere dato per scontato. Come sembra, l'Origo non fu composta per i lettori futuri. Per spiegare l'inconsueto interesse per la genealogia femminile delle regine bavaresi, vorrei proporre l'ipotesi che esse avessero giocato un ruolo nella redazione del testo.
Sappiamo che già Teodelinda fu la committente dell'Historiola di Secondo di Trento. Come sembra, questo fu un progetto storiografico assai diverso dell'Origo, piuttosto radicato nella tradizione della cronaca tardo-antica, mirato soprattutto a periodi recenti. C'è anche una traccia storiografica che conduce a Gundeperga. Come si spiega che già negli anni 660 il mito d'origine longobardo appare nella cronaca di Fredegario. Le informazioni assai estese del quarto libro di Fredegario sui Longobardi si muovono prevalentemente intorno a Gundeperga, considerata una parens Francorum dall'autore. Nel suo racconto la regina viene accusata di vari misfatti e confinata 2 volte dai mariti Arioaldo e poi Rotari. In entrambe le occasioni Gundeperga viene rilasciata solo su pressione di legati franchi. L'ambasciatore si ricorda di essere sempre stato ricevuto benignamente dalla regina. Senz'altro il racconto sulle vicende longobarde in Fredegario si basa su informazioni portate a casa dagli ambasciatori franchi. Sono particolarmente precise sulla famiglia di Gundualdo e menzionano il sostegno dei suoi figli Gundeperto e Ariperto alla regina quando fu accusata di tradimento. Sembra verosimile che fosse stata appunto Gundeperga a raccontare la storia delle origini longobarde agli inviati franchi. Nella sua posizione a volte precaria doveva sottolineare la discendenza nobile e poteva facilmente impegnarsi ad aggiungere i passi sulla discendenza nobile della sua famiglia nel testo. In più, il ruolo chiave della duchessa Saggia Gambara e delle donne longobarde sul campo di battaglia nel mito di origine corrispondevano all'interesse della regina a partecipare alla politica, come l'avevano fatto anche Teodelinda e anche le regine franche Brunilda o Fredegunda. Possiamo desumere alcuni aspetti dell'atteggiamento politico di Gundeperga dal passo in cui Fredegario spiega perché la regina ebbe la facoltà di scegliere il marito, come dice, e quindi il nuovo re, Rotari, dopo la morte di Arioaldo. Eo quod omnes Longobardi eidem fidem cum sacramentis firmaverant. Il giuramento di fedeltà al re era una pratica franca. Sappiamo poco sul suo uso nel regno longobardo e tantomeno si aspettava anche alle regine. Il parens francorum, come ha suggerito di recente Andreas Fischer, forse cercò di introdurre modelli franchi nel regno longobardo. Direi che nelle 2 generazioni della dinastia bavarese, la coppia regia Rotari-Gundeperga, il cugino Ariperto, suo figlio Perctarit e la sorella di questo, la moglie di Grimoaldo, si colloca la redazione del testo dell'Origo. Senz'altro, l'urtext fu chiuso dopo la seconda ascesa al trono di Perctarit, dunque dopo la morte di Grimoaldo. Può darsi che faceva già parte di un nuovo manoscritto contenente le leggi promulgate da Grimoaldo, in cui i suoi anni di regno e la successione di Perctarit poi furono aggiunti. Dopo il testo non fu più continuato. Ciò anche contraddice un diretto intervento di Grimoaldo è il fatto che anche lui proveniva da una famiglia prestigiosa, una dinastia ducale come quella di Gundualdo ad Asti, quella friulana, e sarebbe stato facile aggiungere al testo il fondatore di questa linea, Gisulfo I, nipote di Albuino. Oppure questa discendenza dei duchi friulani dai Gausi di Albuino fu una leggenda friulana ripresa da Paolo, dunque la versione che io sosterrei. Chiudiamo con una osservazione finale.
L'Origo Gentis Langobardorum è spesso stata considerata come un'espressione di un nazionalismo germanico o longobardo. Vorrei proporre di evitare tali concetti anacronistici. Ciò che caratterizza il testo è un arcaismo cosciente. È scritto in latino, ma come ha mantenuto Annalisa Bracciotti cito, una struttura linguistica estremamente scarna, con un susseguirsi di frasi secche e formulari e con un lessico scarno e ripetitivo. Non c'è nessuna traccia di cristianesimo. I protagonisti del mito fondatore per l'identità longobarda sono figure mitologiche germaniche. L'Origo non contiene neanche elementi di etnografia romana, tranne la menzione della Scandinavia. Molti spunti etnografici e elementi biblici furono poi solo accennati da Paolo Diacono. Ciò costituisce una differenza fondamentale anche con i Getica di Giordane, in cui gli elementi tradizionali sono inseriti in un discorso storico-etnografico greco-romano. Come ha sottolineato Francesco Borri, i romani appaiono quasi soltanto come nemici nell'Origo. L'arrivo di Costante II in Italia e le battaglie sotto Grimoaldo e già le operazioni offensive sotto Rotari offrono contesti chiari per questa tendenza del testo. Possiamo notare che anche Perctarit non cercò rifugio presso i romani, ma invece si rivolse agli Avari, ai Franchi e magari agli anglosassoni. Un mezzo secolo prima, Albuino invece aveva fatto elevare il re il piccolo figlio ad Aloaldo nel circo di Milano in maniera bizantina. E Teodelinda aveva cercato vie di coesistenza con i romani dentro e fuori il regno. Alla metà del VII secolo il discorso prevalente alla corte longobarda era cambiato. Come ha mostrato Borri, si dette risalto alla storia e alle leggi proprie e si sottolineò la diversità delle elites longobarde dalla popolazione romana. Similmente, i romani non sono quasi mai menzionati nell'editto di Rotari. Comunque, questo non rappresenta un autentico barbarismo dei Longobardi del VII secolo. In gran parte i Longobardi furono cristiani e tutte le regine bavaresi fondarono chiese a Monza o Pavia, come scrive Paolo Diacono. Proprio in quel periodo si perse la tradizione a seppellire i morti con corredo. E apparvero i cimiteri attorno alle chiese. Mettere in rilievo l'identità propria e la diversità da altri gruppi etnici diventa importante proprio quando si teme di perderla. In questo senso l'intenzione della redazione dell'Origo poteva essere di rinforzare la coesione dei ceti dirigenti del regno, forse ironicamente. Sotto Perctarit e König questa visione unitaria fu sfidata da Alais, duca di Trento, qui omnes clericos odio habebat. La retorica tradizionalista non aveva alleggerito questo tipo di resistenze. In fin dei conti, il consenso tra i potenti del regno rimase precario. Vi ringrazio. Grazie Walter per questa illuminante presentazione dell'Origo, anche per questo discorso importante sulla genealogia femminile delle regine bavaresi. Il terzo relatore non è presente in persona, ma ci sarà un lettore al suo posto. Sta arrivando. Intanto io comunque dico due parole sul relatore Emanuele Piazza, che è professore di storia medievale all'Università degli Studi di Catania. I suoi interessi principali sono le fonti dei regni romano-barbarici, la storia della mentalità in età alto medievale e la storia politica e religiosa della Sicilia tra V e IX secolo.
Ha coordinato e ha partecipato a numerosi progetti internazionali, veramente dalla Francia all'Argentina, ed è stato responsabile scientifico e coordinatore del progetto internazionale condotto tra il 2015 e il 2016 dal titolo Qui est, qui ligno pugnat, missionari ed evangelizzazione nell'Europa tardantica e medievale, secoli IV-XIII. Ed è anche membro del consiglio scientifico del Centro di Studi Longobardi. Quindi lascio la parola al sostituto. Grazie. Desidero innanzitutto porgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno, ringraziando in particolar modo Gabriele Archetti, Andrea Tilatti e Francesca Stroppa per aver accolto questa mia breve nota, che non ha alcuna pretesa di esaustività sull'argomento prescelto per la relazione. Osservare sotto lo specifico profilo tematico individuato per la presente relazione la figura di Grimoaldo impone una seppur brevissima precisazione preliminare sul tema delle emozioni in età alto medievale. Nel suo fondamentale lavoro, dal titolo Emotional Communities in the Early Middle Ages, Barbara Rosenwein chiarisce che, in merito innanzitutto al contesto temporale, i secoli V-VIII sono un punto di partenza naturale per ogni esame sulle emozioni nell'età di mezzo, giacché tali secoli serbano chiaramente traccia della concezione greca e romana, e poi patristica, delle emozioni. La studiosa americana, tuttavia, non manca di rilevare come in questo arco cronologico siano assenti per lo più fonti utili a comprendere la dimensione privata e personale delle emozioni. Esse, allora, possono essere colte più che altro nella loro dimensione pubblica e sociale. Ed è su questo duplice registro, pubblico soprattutto e in qualche misura anche privato, che le emozioni di un re possono essere rilette e analizzate. Vanno quindi distinte le testimonianze relative a personaggi pubblici da quelle, invece, che fanno riferimento a una emozione impersonale, adatta a descrivere uno stato emotivo astratto, quali l'ira di Dio o la beatitudine del regno dei cieli. L'espressione letteraria delle emozioni di sovente avviene attraverso figure ben codificate. Come ha asserito Mary Garrison, i modelli e i topoi quindi possono essere in grado di trasmettere affermazioni genuine sull'esperienza del sé e possono anche servire come il modo più efficace per comunicare o rappresentare aspetti delle emozioni o del mondo interiore agli altri. In altre parole, non sono una barriera all'interpretazione dell'esperienza emotiva, ma un accesso potenzialmente privilegiato. Più in generale e schematicamente, per quanto attiene alla concezione delle emozioni in età alto medievale, si può quindi fare almeno un cenno ad Agostino di Ippona, il quale riteneva che le emozioni fossero poste in stretta relazione con la volontà umana, la quale può influire nell'orientarle ora, in maniera positiva, verso Dio, ora, al contrario, in senso negativo verso il male. Si può menzionare anche Giovanni Cassiano, il quale aveva rimarcato il rapporto tra emozioni e vizi. Su Gregorio Magno può essere spesa qualche ulteriore parola, in ragione della maggiore prossimità cronologica rispetto agli altri autori sopra rapidamente richiamati. Il Papa poneva uno stretto legame tra emozioni e vizi. Le emozioni, però, potevano avere una funzione positiva se erano rivolte, a seguire ancora Agostino, verso Dio, ma anche verso i semplici fedeli, grazie alla condescensio passionis, vale a dire attraverso un'intensa partecipazione all'altrui vita emotiva. Non si può ritenere con assoluta certezza che l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, la fonte attraverso la quale qui di seguito si ricostruirà brevemente il contesto emotivo in cui avevano avuto luogo alcuni dei principali avvenimenti di cui fu protagonista Grimoaldo, abbia tenuto conto delle indicazioni di Gregorio Magno, ma certamente la nostra fonte concede uno spazio significativo a quei diversi sentimenti che sin dalla turbolenta infanzia avevano scosso l'anima del sovrano. Grimoaldo, figlio minore del duca del Friuli Gisulfo II di Romilda, era stato pericolosamente coinvolto nell'assedio di Cividale del Friuli, intorno al 610, messo in atto dagli Avari. Insieme ai suoi fratelli, infatti, Grimoaldo aveva preso la fuga a dorso di un cavallo per sottrarsi alla cattura da parte dei nemici. Ecco cosa scrive Paolo. Uno dei fratelli di Grimoaldo, notando che, troppo piccolo, non avrebbe potuto reggersi sul cavallo in corsa e ritenendo miglior sorte per lui morire di spada che sopportare il giogo della schiavitù, voleva ucciderlo. Aveva levata la lancia per colpirlo quando il fanciullo piangendo gridò: «Non colpirmi, posso reggermi sul cavallo». Il fratello, allora, allungata una mano, lo prese per un braccio e lo pose sul dorso nudo del cavallo, esortandolo a tenersi stretto, se ci riusciva.
Il fanciullo, afferrate le briglie, seguì i fratelli nella fuga. Gli avari se ne accorgono, balzano sui cavalli, si danno a inseguirli. Mentre i fratelli, con una fuga veloce, si ritrovano liberi, il piccolo Grimoaldo è raggiunto da un avaro che aveva corso più dei compagni. Per la sua tenera età, chi lo prese non volle colpirlo con la spada, ma lo lasciò in vita per tenerselo come schiavo. Grimoaldo, invece, sebbene fosse appena un fanciullo, riuscì a uccidere il suo carceriere e fece ritorno presso i suoi fratelli, colmandoli così di gioia. Un destino felice quello di Grimoaldo, a dispetto dell'eccidio degli abitanti della città friulana. Egli si era salvato grazie al coraggio che sin da fanciullo dimostrava di possedere, una qualità che certamente gli sarebbe stata utile nel prosieguo della sua vita. Da notare la grande felicità, inestimabile gaudium, suscitata da Grimoaldo nei fratelli quando era tornato da loro dopo essersi liberato del nemico. Una gioia a cui fa da contraltare la disperazione, il terrore degli abitanti di Cividale per il loro tragico destino in mano agli avari. Nell'Historia Longobardorum, per quanto riguarda i passi interessanti ai fini del nostro discorso, si passa poi al 662, anno in cui Grimoaldo era stato eletto re dei Longobardi, non prima però di aver ricordato che, quando lo zio Grasulfo aveva ottenuto il titolo ducale friulano, lo stesso Grimoaldo, insieme al fratello Radualdo, si erano portati a Benevento. Essi, scrive Paolo, spregiando di dover vivere sotto la potestà del loro zio Grasulfo e avendo ormai quasi raggiunto l'età giovanile, salgono su una piccola nave e per mare giungono nel territorio di Benevento. Di là si affrettano a raggiungere il duca Arichis, che era stato un tempo loro pedagogo. Questi li accoglie con molto affetto e li tiene come figli. Un amore filiale sembra dunque legare il dux beneventano ai piccoli orfani di Gisulfo, un legame affettivo dettato, come attesta Paolo, da legami parentali tra Arechi e lo stesso Gisulfo. Originario del Friuli, aveva educato i figli di Gisulfo, duca del Friuli, di cui era parente. E infatti Arechi, a seguire ancora l'Historia Longobardorum, in procinto di morire dubbioso circa le facoltà di comando del figlio Aio, aveva indicato al popolo beneventano quali suoi successori per l'appunto Radoaldo e Grimoaldo. Quest'ultimo, alla morte del fratello, resse il ducato per 25 anni, a partire dal 646-647. Grimoaldo, dunque, nel 662 aveva ottenuto la corona regia, non prima però di essersi liberato dei due successori e figli del re Ariperto. Pertarito era stato costretto a trovare scampo presso i Franchi, Godeperto invece era stato direttamente eliminato a seguito di un tranello ordito dal duca di Torino Garipald. Pertarito aveva poi fatto ritorno a Pavia, rassicurato dalla promessa di una piena incolumità che gli era stata fatta da Grimoaldo, il quale, però, quando si era reso conto del grande favore che l'erede di Ariperto aveva riscosso tra il popolo, era stato colto dal timore di perdere il proprio titolo e aveva deciso così di eliminarlo. Nell'Historia Langobardorum si descrive così il complesso tranello architettato dal re, che, organizzato un banchetto, gli mandò diversi tipi di cibo, vini preziosi e varie qualità di bevande, in modo da poterlo ubriacare, fino al punto che, senza più forze per il molto bere sepolto nel vino, egli non fosse più in grado di provvedere alla propria salvezza. Allora, uno che era stato un fedele di suo padre, nel servire a Pertarito un piatto offerto dal re, chinato il capo fin sotto la mensa come per salutarlo, l'avvertì segretamente che il re disponeva di ucciderlo. Subito Pertarito ordinò al suo coppiere di non mescergli altro che un po' d'acqua in una coppa d'argento. Grimoaldo, scrive Paolo, crede dunque che il suo avversario fosse caduto nel suo inganno, dimostrandosi lieto per la morte di Pertarito, che credeva ormai prossima. Quest'ultimo invece riuscì a fuggire, superando, grazie a un accorto travestimento, anche le guardie del re, le quali, a loro volta, come rimarca Paolo, si erano rallegrate, convinte che Pertarito non si fosse mosso dal luogo del banchetto, avendo perduto i sensi per il troppo bere. Nel 663 Grimoaldo era stato impegnato in una spedizione militare contro i Franchi. In questo caso egli aveva fatto ricorso a uno stratagemma, vale a dire che aveva dato ordine alle sue truppe di simulare la ritirata e di lasciare dietro di sé una grande quantità di vino che di poi i soldati francesi avevano bevuto, in preda a una gioia sfrenata per il successo apparentemente conseguito. Alla stregua di quanto accaduto nella vicenda di Pertarito, quando la felicità pregustata da Grimoaldo si era tramutata in una delusione, adesso erano i Franchi a sperimentare un gaudium letale, poiché ubriachi erano di poi stati sopraffatti dai Longobardi, ritornati nottetempo nell'accampamento per massacrarli nella battaglia di Re Francore.
Se in questo caso aveva avuto un ruolo centrale la gioia, quale emozione che aveva connotato lo scontro tra Longobardi e Franchi, nel 663 l'imperatore bizantino Costante II aveva provato a più riprese un profondo timore quando, impegnato nell'assedio di Benevento durante la spedizione militare nel sud Italia, era stato in procinto di essere attaccato dalle truppe di Grimoaldo, schiere che erano state inviate dal re in aiuto del figlio Romualdo. La forza militare di Grimoaldo è in effetti ben attestata da Paolo, il quale non manca di sottolineare le efferatezze di cui poteva essere capace il monarca, spinto da una emozione negativa come l'odio, come ad esempio in occasione della distruzione della città di Forlimpopoli e in particolare di Oderzo. Grimoaldo aveva contro i romani un fortissimo odio, perché una volta, tradendo la parola data, avevano ingannato i suoi fratelli Taso e Cacco. Perciò la città di Oderzo, dove erano stati uccisi, fu da lui distrutta dalle fondamenta e le terre di quelli che l'abitavano furono divise tra gli abitanti di Cividale, Treviso e Ceneda. Pertarito stesso, mentre era esule tra i Franchi, dopo essere sfuggito al tranello mortale sopra ricordato tesogli da Grimoaldo, aveva ancora manifestato il suo timore per ciò che poteva accadergli per volontà del Rex, così da cercare riparo nell'ancora più lontana Britannia. Il ruolo delle emozioni, dalle schematiche informazioni qui presentate, è tutt'altro che infrequente nell'Historia Langobardorum in relazione a Grimoaldo. A partire dalla sua avventurosa fuga da Cividale, emozioni quali gioia, timore, odio, inquadrate in situazioni ora di felicità familiare, ora di tragedia, intere di città, ad esempio, caratterizzano le vicende di questo re, il cui piano emotivo, in ragione della sua carica, vengono lette sempre in chiave pubblica, anche quando lo vedono gioire perché aveva potuto riabbracciare i fratelli dopo aver sfuggito la morte per mano avara. Le emozioni rappresentano un utile strumento narrativo a Paolo per veicolare l'immagine che egli stesso ci vuole consegnare di Grimoaldo, come egli stesso scrive nel ricordarne la morte, un sovrano fortissimo di corpo, primo nell'ardimento, calvo e con una gran barba, non meno dotato di saggezza che di forza. Una descrizione fisica a cui il corredo emozionale, che, seppur in maniera alquanto concisa, si è cercato in minima parte di ricostruire, contribuisce nel dare maggiore spessore alle azioni di un sovrano che agiva in un contesto. Non si coglie, in conclusione, nella trama dell'Historia Langobardorum una specifica emozione legata a Grimoaldo che non risenta della turbolenta situazione storica dell'Italia del VII secolo, non essendo già il desiderio del sovrano di orientare la sua anima verso la contemplazione di Dio, seguendo i dettami dei padri della Chiesa, quanto di dare al corpo e sfogo alle passioni che lo sostenevano nella sua non sempre facile opera di governo. Grazie per questa bella relazione che in fondo ci ha riportato all'Historia Langobardorum, ne abbiamo sentito parlare tanto, però anche qui con una prospettiva diversa, con un'angolazione diversa, ci ha restituito il contesto emotivo all'interno del quale avvengono certi avvenimenti e anche come ci serve per veicolare l'immagine di Grimoaldo, quindi grazie. E invito allora il prossimo relatore, che è Antonio Tagliente, che è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in storia medievale. E ha pubblicato principalmente sulla Langobardia meridionale, sul Chronicon Volturnense, sui principi longobardi nella storia di Salerno e sull'arcidiocesi di Capua nella prima età angioina. E oggi ci parlerà dei Longobardi nel Chronicon Salernitanum. Grazie mille, spenderò anche io qualche secondo per ringraziare il Centro Studi Longobardi, il professor Tilatti e la fondazione che ci ospita per l'invito. Procedo immediatamente così da rimanere dei tempi e magari guadagnare anche qualche minuto. L'anonimo salernitano ha goduto di cattiva fama tra gli studiosi del Mezzogiorno alto medievale sin dalla prima edizione nei Monumenta del Chronicon Salernitanum, un racconto relativo alle vicende dei Longobardi dalla metà dell'VIII secolo al 974, scritto intorno al 978. Il cronista, ritenuto sin dai primi studi un monaco o abate salernitano, si sarebbe contraddistinto per un latino ruvido e sgrammaticato, per la sua vena aneddotica e l'irrefrenabile fantasia, dei difetti strutturali capaci di relegarlo in posizione marginale rispetto agli altri due grandi narratori dei fatti longobardi,
Paolo Diacono ed Erchemperto. Dalla lettura globale del Chronicon emerge tuttavia un ritratto del cronista assai diverso e ben più articolato rispetto a quello poc'anzi descritto. Fu un ecclesiastico della cattedrale salernitana e non un monaco, un'ipotesi che trova conforto in un buon numero di riferimenti testuali. Nel corso del racconto si mostra devoto al principe Gisulfo I, attivo nei decenni centrali del X secolo, e abbastanza addentro alle questioni di carattere burocratico e amministrativo del Principato salernitano. Per raccogliere le fonti utili alla redazione del Chronicon, si mosse tra Salerno, Amalfi, Benevento e Montecassino, dove intercettò cataloghi, storie, annali, racconti agiografici e tante altre piccole scritture. Non nasconde le sue nozioni giuridiche e la sua cultura biblica, che ammanta spesso il racconto di una dimensione escatologica. Una parte dei testi e delle memorie individuate dovevano senz'altro servire alla compilazione di altri prodotti, tra i quali rientrava il racconto agiografico della traslazione delle reliquie di San Matteo dalla Lucania a Salerno, probabilmente allo scopo di creare un dispositivo memoriale più articolato, quindi non soltanto costituito dal Chronicon, interamente dedicato, dobbiamo supporre in presenza dei pochi dati a nostra disposizione, ad un medesimo pubblico, la comunità salernitana di fedeli, coincidente con quella dei sudditi del principe di Salerno. Il cronista salernitano ricorse anche a una vasta gamma di tradizioni orali, ed ebbe come primo riferimento culturale ovviamente Paolo Diacono, dal quale ereditò lessico, pause di scrittura e tante altre espressioni di maniera, oltre al titolo dell'opera, che non è Chronicon Salernitanum, ma Storia dei Longobardi. Veniamo ora all'argomento specifico della mia presentazione, ovvero quali siano questi Longobardi ricordati dall'anonimo salernitano. La sua storia dei Longobardi è costruita secondo un chiaro principio: narrare le imprese degne di nota dei principi meridionali, i principi cioè che governano su questo territorio che vedete sulla carta. Non stupisce quindi che i profili longobardi che ricorrono più di frequente nella sua opera siano quelli dei sovrani, più di 20 a partire da Rechi II e fino a Pandolfo I, Capodiferro e Gisulfo I. L'anonimo costruì le biografie di questi sovrani attingendo a un complesso nucleo di depositi memoriali, che non sempre gli fornì una quantità di dati sufficienti per presentare in maniera omogenea lo sviluppo degli eventi. La restante parte dei Longobardi ricordati nel Chronicon, lo chiamerò così per non confonderci ovviamente con la storia dei Longobardi di Paolo Diacono, diverse decine, pur escludendo i sottoscrittori della Divisio Ducatus, proviene da un gruppo abbastanza omogeneo, quello dei funzionari pubblici, degli uomini di cultura e degli esponenti delle diocesi meridionali, vescovi, vicedomini, diaconi, suddiaconi, pochissimi abati, quasi sempre provenienti da famiglie aristocratiche. Alla lettura del testo appare subito chiaro che lo storiografo salernitano ebbe maggiore confidenza con i profili beneventani e salernitani, molto meno con i capuani, legati a maglie politiche con cui il nostro cronista entrò tardi in contatto e principalmente per ragioni contingenti, una su tutte: l'ingerenza della consorteria Atenulfide nelle vicende del Principato di Salerno. Non mi attarderò su questo corposo gruppo, giacché il tempo a mia disposizione è limitato e molti di loro godono di indagini recenti. Penso almeno per l'ambito salernitano agli studi di Amalia Galdi, di Vito Loré e Alessandro Di Muro. Mi soffermerò nei minuti che restano sui primi Longobardi ricordati nel Chronicon: 3 re, Ratchis, Astolfo e Desiderio, e un duca di Benevento, Liutprando, concludendo il mio discorso con un principe, Arechi II. Uno sguardo ravvicinato sulle modalità con cui il cronista presentò questi profili dell'VIII secolo permette di cogliere molte sfumature del suo mestiere di storico. Riprendo qui alla lettera una citazione di Lidia Capo: fornire una panoramica sulla quantità e la tipologia di fonti che raccolse, nonché di annotare come gli eventi narrati nei primissimi capitoli del Chronicon vadano letti e interpretati non come manipolazioni gratuite del cronista, come spesso si è fatto, ma come l'esito del contesto politico in cui si trovò a operare, ovvero quello del pieno X secolo.
Le vicende dei re Longobardi occupano i primi 9 capitoli superstiti. Nel primo, in cui l'anonimo si riallaccia a quanto narrato da Paolo Diacono alla fine dell'Historia Langobardorum, è presentato il regno di Ratchis. Il racconto delle vicende del re non segue quello del Liber Pontificalis, come ebbe modo di indicare Ulla Westerberg nella sua edizione del Chronicon del 1956, ma di un prodotto parzialmente differente, la cosiddetta recensione longobarda, una parziale riscrittura delle vite dei pontefici da Gregorio II a Stefano II, in cui i papi e i sovrani sono spogliati degli epiteti positivi, i re longobardi di quelli negativi, in particolare Astolfo. Come ha giustamente argomentato Clemens Gantner, si tratta di un rimaneggiamento concepito probabilmente nell'ultima parte del secolo VIII, in Italia centrale o meridionale, per un pubblico longobardo. Sulla scorta della recensione longobarda, l'anonimo salernitano ricorda per Ratchis la presa di Perugia e la sottomissione della Pentapoli, nonché il ruolo avuto da Papa Zaccaria nel suo passaggio allo stato monacale, una scelta ricondotta dallo storiografo salernitano a fattori eminentemente spirituali. Non c'è quindi alcun richiamo alle ragioni politiche che portarono alla deposizione del re e alla sua sostituzione con Astolfo. La durata del governo del re e il giudizio di valore sul suo operato furono mutuati verosimilmente da un'altra scrittura, forse un catalogo di re e duchi intercettato insieme alla recensione longobarda in occasione di un viaggio a Monte Cassino. Ritroviamo infatti gli stessi peculiari riferimenti cronologici relativi ai re in un prodotto cassinese tradito dallo stesso manoscritto in cui è conservato il Chronicon salernitano. Vedete un foglio di questo manoscritto a schermo, il Vaticano Latino 5001, un prodotto basso medievale. Quest'opera che condivide riferimenti cronologici con il Chronicon è la cosiddetta Continuatio Casinensis che ha citato Amalia Galdi stamattina. Nel Chronicon salernitano uno spazio ben maggiore è destinato ad Astolfo, al centro dei capitoli 2-7. Anche in questo caso la gran parte delle informazioni sul re sono tratte dalla recensione longobarda. Il re è ricordato per aver posto sotto assedio Roma e per i mancati accordi con la sede apostolica, che provocarono l'intervento armato di Pipino il Breve, enfatizzato da eventi prodigiosi volti a preannunciare la sorte funesta che avrebbe colpito i Longobardi. Nel narrare questi eventi, l'anonimo pone particolare enfasi sull'incapacità da parte del re e di Stefano II di trovare un accordo invidia diaboli, è qui il lessico del Liber Pontificalis che viene più volte sfruttato. Una scelta che ridimensiona le colpe di Astolfo pur lasciandone una, quella di aver corrotto e strumentalizzato Carlo Manno, ormai monaco, incentivando la marcia verso l'Italia del fratello Pipino. Dal racconto più antico, l'anonimo salva anche il riferimento al disseppellimento di molti corpi di santi nel circondario romano, voluto da Astolfo in occasione della spedizione romana, un atto che avrebbe impedito persino lo svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in molti luoghi santi di Roma. Questa notazione del trafugamento delle reliquie da parte di Astolfo, apparentemente di carattere negativo, viene mantenuta nel Chronicon perché è funzionale alla costruzione del successivo ritratto pio del re. Dopo aver indicato la durata del regno di Astolfo e aver ricordato la conquista dell'Istria, un dato che non si ritrova da altra parte, l'anonimo sottolinea una serie di azioni magnanime di Astolfo. Il diretto coinvolgimento nella fondazione del monastero di Nonantola, calcando peraltro il lessico dell'autore della Vita Anselmi, l'implementazione di cenobi femminili per le figlie, l'edificazione a Pavia di luoghi di culto adatti a ospitare i molti corpi di santi trafugati in occasione della campagna romana. Questa riqualificazione del ritratto di Astolfo si chiude con una completa riscrittura anche delle circostanze che portarono alla sua morte. Di contro alla consolidata tradizione della dipartita di Astolfo durante una battuta di caccia, per una caduta da cavallo o una freccia scagliata più o meno volontariamente, come indicato ad esempio nella già citata Continuatio Casinensis, l'anonimo ricorda una morte tra le braccia dei monaci, ai quali il re aveva sempre garantito massimo sostegno. Le vicende di Desiderio occupano infine 2 lunghi capitoli, i numeri 8 e 9 dell'edizione Westerberg.
L'Anonimo si affida ancora una volta alla recensione longobarda, ma soltanto fino al racconto degli accordi stipulati tra Stefano II e il re longobardo nel 757, oscurando ma non negando il ritorno momentaneo sulla scena politica di Ratchis. Da questo momento in poi è presente nel Chronicon un racconto delle vicende di Desiderio volto sostanzialmente a delegittimare la conquista del regno longobardo da parte di Carlo Magno. Procediamo però con ordine, delineando i momenti salienti del regno di Desiderio, ricordati dall'Anonimo. Il re seda una ribellione di Beneventani e Spoletini, riesce a far sposare una figlia a Carlo Magno, qui è già presente la tradizione della figlia sposa a Carlo Magno, i maggiorenti del regno longobardo, che dipingono Desiderio come un tiranno, scelgono di tradire il proprio sovrano e di fatto lo consegnano al re Franco. In quest'occasione in cui l'acquisizione della corona longobarda da parte di Carlo Magno è ridotta a un programmatico tradimento e non a una vittoria militare, al vincitore non è concesso il titolo di Rex Langobardorum, che l'Anonimo aveva già utilizzato per i precedenti 3 re, ma un titolo alternativo, altrettanto antico, ma che proiettava il dominio di Carlo una dimensione eminentemente territoriale. Il ridimensionamento dello spessore politico di Carlo Magno si accompagna nel Chronicon alla valorizzazione della figura di Arichi II, genero di Desiderio a cui è concesso il ruolo naturale di contendente di Carlo Magno, concretato dal gesto di porre sul proprio capo una corona dopo la caduta di Pavia. Sullo sfondo di queste vicende squisitamente politiche, la nascita di Paolo Diacono a Cividale, il suo ruolo di consigliere presso Desiderio, un motivo che si diffonderà nella cronachistica meridionale successiva, e infine il triplice tentativo di assassinare Carlo Magno per vendicare la caduta di Desiderio. Nel Chronicon salernitano Paolo Diacono è un longobardo militante. Si è detto della volontà di creare una continuità tra Desiderio e Arichi II. Alla caduta del primo, re segue l'ascesa del secondo, che poi diventerà principe. Tutto ciò spinse verosimilmente il cronista salernitano a tacere dell'erede legittimo del re sconfitto, nonché autentico interprete di quella fazione longobarda che si mantenne per non poco tempo ostile ai Carolingi, Adelchi. Nel Chronicon Adelchi non esiste. Un'altra figura che subì un'evidente riscrittura, non sappiamo se da imputare direttamente al cronista salernitano, è il duca di Benevento Liutprando, che fu privato della sua posizione da Desiderio nel 758, a vantaggio proprio di Arechi. Nel Chronicon il richiamo a Liutprando non compare contestualmente alla notizia della ribellione di Beneventani e Spoletini, che Desiderio fronteggiò nei primi anni di regno, l'evento in cui ci aspetteremmo di ritrovare il personaggio, ma in occasione del racconto della giovinezza di Arechi II, privo di ogni riferimento alla politica contrastiva nei confronti di Desiderio. In uno scenario capuano che riecheggia fortissimi modelli costantiniani, si preannuncia ad Arechi, lo abbiamo visto già con il nostro Grimoaldo, il futuro ruolo di guida per i Longobardi in giovinezza, che sarà assunto per volontà divina in maniera unanime e soltanto dopo la morte naturale del duca Liutprando, in questo desiderio costante di creare una continuità e dimenticare le fratture. Prima di avviarmi alla conclusione, ricordo che l'unico altro duca di Benevento citato nel Chronicon è Romualdo, il figlio del re Grimoaldo, indicato con la dignità di princeps, una scelta su cui ci sarebbe molto da dire, ma che per ragioni di tempo sarà opportuno destinare al testo scritto degli atti. L'immagine gloriosa di Arechi II, elaborata nelle battute iniziali del Chronicon, in continuità con quella di Desiderio, in opposizione a quella di Carlo Magno, e poi portata avanti per altri 10 capitoli, fu sfruttata dall'Anonimo nella parte conclusiva dell'opera per presentare un ritratto aulico del principe a cui era devoto, Gisulfo I. Il cronista crea in effetti uno specchio narrativo tra la parte iniziale e quella finale del Chronicon, in cui, come un novello Arechi II, Gisulfo è eletto in maniera unanime, sostiene i poveri, i deboli e le vedove, mantiene la pace e la sicurezza sul territorio in cui governa, riceve l'omaggio dei grandi del mondo, non è in alcun modo inferiore all'imperatore del suo tempo.
Il progetto di recupero della tardissima fase regia in funzione della contemporaneità, al fine di ottenere una completa sovrapposizione tra le vicende politiche di Arichi II e di Gisulfo, fu esteso nel Chronicon anche ad altre figure, mediante il ricorso sistematico a richiami infratestuali e analogie spesso artificiali. Ottone I, durante la campagna italica, è al comando di un esercito costituito dalle stesse genti che guida Carlo Magno. Incontra i missi di Gisulfo come Carlo Magno aveva incontrato i missi di Arechi a Capua. Adelaide è indicata come sorella di Gisulfo I, ricalcando il legame che univa la cosiddetta pseudo-Ermengarda a Arechi II. Il sovrano italico sconfitto da Ottone, Berengario II, perde Pavia per la defezione dei suoi maggiorenti, è fatto prigioniero e viene condotto non in Germania ma in Galliam come desiderio. Il figlio di Berengario, Adalberto, combatte alle Cluse e deve abbandonare il regno paterno alla maniera di Adelchi. Una sovrapposizione quest'ultima richiamata anche dall'assonanza onomastica, Adelchi-Adalberto. Questo meccanismo di sovrapposizione ci appare chiaro anche dal fatto che per Berengario e Adalberto lo storiografo salernitano recupera il titolo di Rex Langobardorum, mai più concesso nel Chronicon dopo Desiderio. Spero in questi pochi minuti di aver mostrato, attraverso la presentazione dei ritratti dei tre re dell'VIII secolo, del Luca Liutprando, di Arechi e Gisulfo, l'estrema qualità dell'anonimo salernitano, un compilatore dotato di solide basi culturali e un abile narratore, capace di piegare ai suoi fini, con estrema disinvoltura, materiali lontanissimi per forma, contenuto e cronologia. Grazie. Ce l'abbiamo fatta? Grazie, ce l'abbiamo fatta in tempo. Credo che tu sia riuscito negli obiettivi che ti sei prefissato, perché insomma non solo ci hai presentato quali erano i Longobardi ricordati dall'anonimo salernitano, ma ci hai dato anche un po' una rilettura di questo cronista e soprattutto ci hai fatto comprendere meglio come funzionava il suo mestiere di storico, quindi senz'altro grazie. Invito qui la professoressa Manuela Gianandrea, che è professoressa ordinaria di Storia dell'Arte Medievale all'Università di Roma La Sapienza e dal 2009 è la curatrice del Museo Domenicano di Santa Sabina all'Aventino a Roma e dirige i progetti scientifici Mapping Sacred Spaces, Form, Functions and Aesthetics in Medieval Southern Italy con Tania Michalski, Ruggero Longo, Elisabetta Scirocco, in collaborazione con la Biblioteca Hertziana Max Planck Institute, e il progetto Rome au siècle obscur, le lumière de la communication visuelle, dal VI all'XI secolo, con Chiara Croci, Irene Quadri e Serena Romano, che è un progetto finanziato dalla Swiss National Science Foundation. Ha curato la mostra L'Egitto a Roma, dalla storia al mito nel 2008 e diversi convegni internazionali. Le sue ricerche vertono su Roma e il patrimonium Petri, il meridione nel Medioevo, in particolare sull'interazione tra immagini, opere e spazio sacro, nonché sulla rilettura dei fenomeni artistici attraverso l'analisi delle fonti e il riesame della storiografia. E in questo contesto, tra le importanti pubblicazioni, ricordo solo la recente monografia La scultura alto medievale a Roma nei disegni di Ferdinando Mazzanti, la prima regione ecclesiastica. E oggi ci partirà proprio di A partire da Roma, tendenze artistiche al tempo di Grimoaldo. Grazie Claudia per questa presentazione, mi unisco sentitamente al coro dei ringraziamenti al comitato organizzativo, a quello scientifico per queste importanti giornate di studio e per avermi invitato a partecipare. Posso andare avanti? Perfetto. Negli atti del convegno spoletino Caratteri del secolo VII in Occidente, Carlo Cecchelli, intervenendo sulla città di Roma, affermava che l'arte romana era in quel tempo soverchiata dagli influssi orientali, nulla che possa denunciare una corrente barbarica.
All'inizio del VII secolo l'urbe è una delle molte città dell'impero, governata non più dalle istituzioni storiche, senato, prefetto, ma da funzionari del sovrano e dell'esarco, con una popolazione varia ed eterogenea, in molti casi appartenente a un ceto elevato che aveva rapporti con l'autorità civile. In questo quadro il pontefice, ancora del tutto organico alla struttura dell'impero, emerge però progressivamente come portatore di un'autonomia religiosa, a fronte anche del ruolo che l'Occidente barbarico gli riconosceva. La produzione monumentale artistica del VII secolo romano sembra di fatto rispecchiare questo stato di cose e, non di meno, aprire a nuove riflessioni riguardo alla committenza, soprattutto dei laici. Quello dell'evergetismo romano altomedievale è un fenomeno profondamente segnato sul piano storiografico dalla fortunata teoria di Richard Krautheimer che la città, nei secoli successivi al V, sarebbe passata dal controllo imperiale a quello pontificio, con Roma e il papato che nella sostanza coincidevano. In realtà, anche negli anni dopo la riconquista bizantina, era lo Stato ad essere proprietario del patrimonio architettonico e pubblico della città, come mostra il necessario consenso dell'imperatore Foca alla trasformazione del Pantheon in chiesa. E i progetti promossi dai laici dovettero essere numerosi. Benché sia davvero arduo capire a fondo quale sia stato nella Roma di età bizantina il ruolo di questi attori non ecclesiastici, a causa della mancanza di fonti e del fatto che la più importante di esse, il Liber Pontificalis, sia manifestamente esclusiva e partigiana, è chiaro come proprio le omissioni e le assenze nel Liber stesso siano in tal senso molto indicative. Mi riferisco ad esempio al fatto che delle molte chiese che sorsero nell'area della Pipa greca e del Foro, tra la fine del VI e il VII secolo, solo per Sant'Adriano siamo informati riguardo a un patrocinio ecclesiastico, Onorio I, mentre per le altre la mancanza di indicazioni nelle fonti papali autorizza perlomeno a tenere in considerazione una sponsorizzazione da parte di laici dell'establishment bizantino, che avrebbero avuto dunque un ruolo chiave nella completa cristianizzazione del Foro. È utile ricordare come, sebbene fossero andate pian piano scomparendo le vecchie famiglie senatorie in grado di patrocinare grandi edifici di prestigio e il nuovo ceto avesse al principio del secolo un'identità ancora in via di definizione, il tenore di vita della società romana non era affatto depresso, come mostrano i dati emersi dalla cultura materiale e in particolare dai ritrovamenti della cripta Balbi. Di fatto, anche la stessa trasformazione della Curia Senatus e del suo secretarium in chiese di Sant'Adriano e Santa Martina, trattandosi di edifici pubblici, potrebbe facilmente essere stata frutto di una collaborazione tra Chiesa e amministrazione civile, volta a plasmare una nuova topografia religiosa della città, come per il Pantheon e forse in precedenza per Santa Maria Antiqua. Proprio in questa basilica, peraltro, nella sua eccezionale antologia di dipinti altomedievali, possiamo trovare traccia plausibile di una committenza laica, specialmente nella zona della navata centrale, dove sui pilastri e sulle colonne si conserva il nucleo più consistente di pitture risalenti al VII secolo. Riguardo in generale alla decorazione della chiesa, la storiografia si è spesso impegnata a rintracciare un programma unitario per i vari dipinti, o ha cercato di inserirli all'interno di specifiche campagne decorative, in particolare legandoli nel quadro della grande narrativa papale romana anche al nome di un pontefice. Mi riferisco soprattutto alla datazione dei vari dipinti all'epoca di Martino I, non solo quelli proprio dei pilastri o delle colonne, ma anche del celebre palinsesto. Mentre, è sempre bene precisarlo, noi non abbiamo alcuna traccia di interesse o di presenza papale in Santa Maria Antiqua fino almeno all'età appunto di Giovanni VII. A queste idee, appunto, si oppongono però, almeno per l'area della nave centrale, quindi per i dipinti di VII secolo, i dati materiali, stilistici e culturali, che paiono orientare verso una lettura più fluida. Qui il sistema decorativo è affidato in via esclusiva a pannelli autonomi,
specialmente di tipo iconico o a limitata trazione narrativa. E tra un pannello e l'altro cambiano prima di tutto le dimensioni e i rapporti proporzionali. Come riuscite a vedere dall'immagine, non hanno assolutamente le medesime dimensioni l'uno rispetto all'altro. E diciamo inoltre da pilastro a pilastro varia anche il numero dei dipinti, quindi non c'è una coerenza, diciamo, di impaginazione. A variare poi, in parte, ed è questa una nota essenziale, sono anche i dati tecnico-materiali, malte, pigmenti, confermando un'autonomia almeno parziale dei vari pannelli e pertanto la loro ragionevole realizzazione in tempi autonomi, per mano di artisti differenti e per volontà di committenti diversi, probabilmente laici, come ad esempio la figura maschile di Donatore eccezionalmente inserita nella desis del pilastro sud-est. La collocazione di Santa Maria Antiqua alle pendici del Palatino e dunque del quartier generale bizantino in città, a cui era collegata tramite la monumentale rampa, se non ne fa per forza, come è stato invece proposto, una sorta di cappella palatina, la può qualificare però come chiesa di riferimento dei funzionari orientali di stanza sul Colle, al pari di Sant'Anastasia, sul lato meridionale del Palatino, che, stando alla notizia Ecclesiarum Urbis Rome, si era trasformata nella prima metà del VII secolo in un nodo centrale della topografia liturgica della città, praticamente è terza solo rispetto a San Pietro e San Paolo, e anche in un luogo di sepoltura degli amministratori bizantini. Qui verrà sepolto anche il padre di Giovanni VII. Che a questi possa riconoscersi, quindi a questi amministratori bizantini e ai laici, anche il ruolo di patrocinatori di alcune delle pitture dei pilastri e delle colonne di Santa Maria Antiqua, penso lo si evinca anche non solo dal fatto che si tratta spesso di copie di icone famose, ma anche dalla presenza di tracce ancora visibili o individuate dai restauri dei fori per l'inserimento di gioielli, lampade e oggetti votivi, che chiariscono appieno il carattere devozionale e commemorativo di tale pitture. Vere e proprie imagines sacre, destinate alla richiesta di grazie, alla preghiera e alla memoria dei defunti. Ricordiamoci che era ormai in atto in tutta Europa una proliferazione delle sepolture, oltre che nei centri storici anche negli spazi delle chiese, e Santa Maria Antiqua non fa in questo eccezione. Riguardo a tale sistema spazio-immagine, la collocazione a volte addirittura ad altezza uomo dei dipinti e generalmente negli spazi destinati ai fedeli pone lo spettatore nella condizione di entrare in contatto diretto con le immagini, potendo di fatto accorciare la distanza fisica e avviare un dialogo personale con la divinità rappresentata, che per tale ragione, in quanto il rapporto trascendente con l'archetipo effigiato, assume sempre più una dimensione iconica. Di fatto questo tipo di pannello dipinto a mosaico andava a costituire un equivalente delle maggiori icone mobili, la cui fruizione era però molto più limitata e soprattutto mediata dall'autorità religiosa che decideva di fatto quando mostrare o meno l'icona. È comunque questa ricerca di un rapporto stretto e intenso tra oggetto, cioè l'imago sacra, e soggetto, quindi fruitore fedele, che permea lo spazio pittorico della basilica di un chiaro riferimento intellettuale a Bisanzio, dove il pannello iconico conosce particolare fortuna proprio a partire dall'iniziale VII secolo. Qui si pensi insomma solo al caso emblematico di San Demetrio a Salonicco, di pari passo al notevole incremento della produzione delle icone e del loro culto. Contestualmente, anche l'attenzione formale al dato antichizzante e realistico di questi dipinti di Santa Maria Antiqua è stata spiegata nell'ottica dell'ellenismo perenne costantinopolitano sostenuto da Ernest Kitzinger, e a cascata l'intera produzione pittorica romana è stata letta nella prospettiva di un'egemonia figurativa bizantina. Cominciamo col dire che sarebbe opportuno per Roma fare una distinzione tra la produzione artistica dei primi 40 anni del VII secolo e quella dei decenni successivi, quando sul Soglio di Pietro inizia a succedersi una serie di papi di origine orientale, aspetto più visibile di un fenomeno assai ampio che vede religiosi bizantini inserirsi non solo nelle istituzioni ecclesiastiche, ma anche nelle consuetudini e nella cultura della città. E più in generale bisognerebbe chiedersi cosa significhino artisticamente bizantino e romano in questo momento e se abbia senso proporre una dicotomia oppositiva Roma-Bisanzio.
Prendiamo i casi dei mosaici di fine VI, prima metà VII secolo, di San Teodoro, di San Lorenzo fuori le mura e di Sant'Agnese, che sono stati tradizionalmente associati alla cultura visiva bizantina, o meglio a una sua visione stereotipata, in particolare per la generalizzazione del fondo oro e la comparsa di stilemi vieppiù sintetici e ieratici. La loro estraneità rispetto alla tradizione romana va tuttavia ripensata, superando innanzitutto letture strettamente ed esclusivamente formali, nonché cogliendo le tracce di alcune principali coordinate sin dal V secolo. Ad esempio, fondo oro e iconicità sono già nella decorazione degli oratori del battistero lateranense e nella perduta abside di Sant'Andrea Catabarbara, solo per fare alcuni esempi. Ma soprattutto individuando le ragioni di fondo di un'immagine, di una decorazione, nella funzione dei singoli edifici e negli intenti della committenza. Credo che solo così si comprenda appieno il mosaico di Sant'Agnese fuori le mura, voluto da Onorio I per la nuova chiesa ad corpus della Martire, che instaura un rapporto assiale, intellettuale ma anche fisico, tra l'icona dipinta di Agnese nell'abside e la sua tomba sottostante. Nel 2021, con il gruppo di ricerca italo-svizzero che Claudia ha avuto la bontà di ricordare poc'anzi, su immagine e spazio nella Roma altomedievale, abbiamo condotto sul mosaico un'indagine archeometrica che ha chiarito come il volto della santa sia costituito da sole tessere litiche. Si tratta di una scelta in apparente rottura con la tradizione tecnica dell'urbe, estranea ai mosaici parietali romani eseguiti sempre con paste vitre e conforme invece ai cantieri orientali. Tuttavia, nei di poco successivi mosaici degli oratori di San Venanzio al Laterano e di Primo e Feliciano a Santo Stefano Rotondo, spesso inquadrati formalmente anch'essi nella temperie stilistica bizantina, sono presenti soluzioni tecniche ancora diverse. Nel primo si tornano ad utilizzare solo tessere in vetro, nel solco della tradizione romana, mentre nell'altro i volti sono realizzati con ben 5 tipi diversi di pietre, sapientemente intercalati però da paste vitre. Riflettendo allora sul fatto che in Sant'Agnese le mani della santa, diversamente dal volto, sono eseguite con tessere in vetro, appare chiaro come la scelta del materiale litico, smaccatamente bianco e disposto peraltro in modo piatto e omogeneo, sia dipeso non da una mera aderenza a modalità tecniche bizantine, ma dal ruolo dell'imago. L'Epifania di Agnese, santa per eccellenza della purezza e del candore, per Prudenzio, Agostino, Girolamo e per la sua Passio, e dalla relazione dell'immagine con un contesto spaziale di tipo martiriale, incentrato sulla tomba di Agnese e sulla diversa fruizione da parte delle varie tipologie di fedeli del suo sepolcro e della sua icona nell'abside, a seconda ad esempio che il fedele si trovasse nella navata o nelle gallerie soprastanti. È dunque evidente la parzialità di una lettura che veda nel progressivo disgregamento dei valori plastici antichi e nel prevalere di soluzioni più lineari e astratte l'aspetto fondante dell'arte altomedievale. Per il VII secolo basterà guardare in tal senso le figure di Primo e Feliciano nel mosaico di Papa Teodoro, per cogliere da una parte la realistica costruzione dei volti attraverso l'uso della gradazione cromatica, a fronte di cosa? Della forte invece astrazione dei corpi. Oppure riflettere sulla lesa del tutto naturalistica e impressionistica del pannello con santi delle catacombe di Generosa sulla via Portuense, eseguito al tempo di Onorio I o comunque entro la prima metà del VII secolo. Il perdurare di una ricerca di plasticità e veridicità, vedi le pitture di Santa Maria Antiqua, torniamo ai nostri pilastri, nelle opere di questo secolo dimostra peraltro quanto possa essere fuorviante l'eccessiva polarizzazione tra l'uso di elementi mimetici associati alla tradizione pittorica antica e di altri più astratti e lineari collegati invece agli sviluppi della cultura visuale medievale e bizantina. Si chiarisce così che se è corretto parlare di Roma come una città con presenze etniche e culturali molteplici, molto meno lo è riportare l'intera vita artistica dell'urbe a una temperie esclusivamente grecizzante.
Superando pertanto il concetto winkelmanniano di period style e analizzando specificamente i singoli contesti, converrà per il VII secolo utilizzare in maniera sempre più critica la nozione di stile e raffinare ancora la tesi dei modi dello stile formulata da Kitzinger nel 77, che ha sdoganato la possibile convivenza di tendenze stilistiche opposte nella stessa epoca, nello stesso luogo e addirittura nella stessa opera. Lo mostrano chiaramente le immagini del tempietto del Clitunno presso Spoleto, che appaiono quasi come una sintesi degli indirizzi formali della Roma altomedievale. La plasticità volumetrica dei Santi Pietro e Paolo al centro dell'abside da una parte e lo stile apertamente ellenizzante della soprastante figura di Cristo dall'altra. Non so se questi elementi possano significare una datazione precisamente al VII secolo, ma essi, insieme alla probabile presenza di una reliquia murata nell'edicola al centro del catino absidale, rendono a mio avviso poco probabile la recentissima proposta di datazione proprio ai primissimi anni del VI secolo. Proprio le reliquie e i corpi santi sono tra i temi obbligatori di riflessione per il VII secolo romano, ma l'abbiamo visto già stamattina con Carlo Ebanista, e la loro analisi conferma quella sorta di studio in due tempi con cui dobbiamo affrontare questi 100 anni. Inizialmente per la committenza ecclesiastica i cimiteri suburbani ricoprono un ruolo speciale, trasformandosi da luoghi di sepoltura in grandi centri di devozione, da rendere necessariamente più confacenti alla venerazione dei martiri. Lo sviluppo di guide per fedeli, dal De Locis Sanctis Martyrum alla Notizia Ecclesiarum Urbis Rome, e gli interventi promossi dai pontefici Pelagio II, Bonifacio V e Onorio in molte catacombe, confermano il potenziamento in atto dei complessi cimiteriali a fini propagandistici, per enfatizzare il ruolo dei corpora santa, strategici, visto il considerevole aumento dei pellegrini, e liturgici, a seguito dell'ampliamento delle funzioni pastorali dei santuari suburbani, attorno ai quali, con la crescita della popolazione, si erano aggregati nuovi nuclei abitativi. Diversamente, dalla metà del VII secolo, mentre si susseguono diversi pontefici di origine orientale, si avvia il fenomeno del progressivo trasferimento dei corpi di martiri nelle chiese urbane. Sul piano dei contesti architettonici, esso si esplicita in una nuova articolazione dello spazio sacro delle chiese, con lo sviluppo di oratori annessi all'edificio o di punti cultuali secondari interni ad esso. Mi riferisco ai sacelli per i resti dei martiri dalmati di Giovanni IV al Battistero Lateranense, di Papa Teodoro per i corpi di Primo e Feliciano a Santo Stefano Rotondo e di Leone II per quelli di Simplicio, Faustino e Beatrice a Santa Bibiana, nonché all'oratorio nel transetto sud di San Pietro, dove Papa Sergio I trasla e monumentalizza il corpo di Leone Magno, in un'operazione densa peraltro di significati teologico-politici. Nel VII secolo inizia pertanto un fenomeno senza più ritorno, che si acuirà nei secoli successivi e il cui esito, rilevantissimo, corrisponde a un'evidente frammentazione liturgica dell'edificio cristiano. Le ragioni del fenomeno, come spesso accade, sono molteplici e complesse e, oltre alla crescente esclusività fisica e visiva dell'altare maggiore, si riallacciano di certo anche al potenziamento del valore delle reliquie, delle immagini e, come documentano i sacramentari romani, alla possibile implementazione della liturgia, con nuove forme di devozione e l'occasione per alcuni fedeli di partecipare in piccoli gruppi a messe più personali e coinvolgenti. Tornando all'intervento di Carlo Cecchelli al convegno sul VII secolo, dobbiamo ragionare ancora sull'affermazione che a Roma non c'è nulla che possa denunciare una corrente barbarica, o, traducendo e allargando, che non vi siano state condivisioni artistiche con i Longobardi. L'idea parrebbe peraltro trovare conferma anche nell'assenza di riferimenti ad essi nelle biografie di VII secolo del Liber Pontificalis, al netto però dell'atteggiamento centripeto di questa fonte e di un possibile semplice disinteresse in questa fase dei redattori del Liber per tale popolo. La situazione è in realtà più articolata anche sul versante artistico, in particolare per quel che concerne la scultura architettonica e d'arredo.
Se è merito di Eugenio Russo aver intuito come il VII secolo sia in Italia il momento della scultura di incisione, si deve però precisare come il solo fattore tecnico non possa costituire un appiglio cronologico assolutamente vincolante. Mi pare tuttavia interessante sottolineare come, senza dubbio a partire da una tecnica già in uso nel tardo antico, vi siano possibili agganci tra contesti romani con interventi di VII secolo e sculture a incisione lì rinvenute, che dei pezzi tardo antichi, romani o costantinopolitani, rielaborano peraltro i modelli. Penso ai manufatti di San Lorenzo fuori le mura del tempo di Pelagio II, di Santo Stefano Rotondo e di San Giorgio al Velabro, rispettivamente degli anni di Papa Teodoro e di Papa Leone II, e dei Santi Quattro Coronati, nonché di Santa Martina, da attribuirsi al patronato di Onorio I. Proprio in relazione ai pilastrini reimpiegati nella cattedra di Santa Martina e a supporto del nostro discorso, vi presento un pilastrino frammentario chiaramente analogo a questi ultimi di Santa Martina, ma anche decorato con mastice e inedito. L'ho ritrovato di recente nei depositi di San Pancrazio, chiesa, come sappiamo, ricostruita proprio da Onorio I. Quel che poi più interessa è che questo tipo di lavorazione a graffio, in alcuni casi anche accompagnata da incrostazione a mastice, godrà di ampia fortuna pure nel pieno VI secolo longobardo. E gli esempi della Lombardia occidentale e del Piemonte, Milano, Monza, Como, Castelseprio, Galliano, Orta, Pianezza, con l'aggiunta di alcuni campani, tracciano per la scultura il filo rosso di un comune linguaggio nella penisola, che tocca il problema della plastica della prima età longobarda, nel rapporto tra le sue inclinazioni tecniche e i modelli tardoantichi. Si tratta di un linguaggio che rivela non solo necessità, ma anche scelte di valore estetico e che rende non più accettabile l'idea di un evoluzionismo da forme semplici a complesse, indicando semmai un cambiamento nodale nella comunicazione dell'oggetto raffigurato, reso oramai in termini di astrazione e bidimensionalità. Un cambio di gusto e certo di strategie tecniche lo attestano d'altro canto per Roma il diradarsi nel VII secolo della scultura in marmo e lo svilupparsi, per esempio, di recinzioni in muratura dipinta, almeno fino all'epoca di Papa Sergio I. Per concludere, vorrei fare una riflessione proprio su quest'ultimo. Figura di grande spessore, del cui lungo pontificato non rimane purtroppo traccia materiale sul piano artistico. Tuttavia, la storiografia gli ha da tempo attribuito la committenza di almeno 2 opere molto importanti. L'integrazione, il restauro, della facciata interna di San Pietro e quello dell'arco absidale dei Santi Cosma e Damiano, qui peraltro sfruttando anche la differenza stilistica tra il mosaico del Catino e quello dell'arco. Sergio I però avrebbe previsto l'immagine dell'Agnus Dei in queste due opere in risposta polemica al divieto di raffigurare Cristo in forma di agnello esposto nel canone 82 del Concilio in Trullo. Ciò si collegherebbe al netto rifiuto del Papa di accogliere le delibere del Trullano e soprattutto dalla decisione di introdurre nella liturgia romana il cantico dell'Agnus Dei durante la frazione del pane eucaristico. Penso che invece bisognerebbe riflettere in primis sulla complessa ricezione del Trullano, questo fino al Vaticano II, e nello specifico poi della regola 82, che non fu in realtà tra i canoni più spiccatamente antiromani, e soprattutto sull'eventuale incongruenza, a mio avviso, che Sergio abbia scelto di rispondere a un canone riguardante le immagini con una riforma della prassi liturgica, giocando cioè su piani diversi e autonomi. Non esiste dunque nessuna prova concreta di un'opposizione specifica del Papa al canone 82 e pertanto di un collegamento tra questo ipotetico dissenso e le raffigurazioni in chiave eventualmente polemica dell'Agnus Dei a Roma. Da storica dell'arte non intendo certo scardinare il concetto che non ci sia creazione artistica senza un contesto che la renda possibile,
ma piuttosto invitare alla cautela su un generalizzato e pervasivo processo azione-reazione tra iconografie e dibattito teologico, che molto ha connotato lo studio del VII secolo romano. E cito solo le letture antimonotelite di grande successo per secoli delle pitture di Santa Maria Antiqua attribuite a Martino I, ma anche del mosaico di San Venanzio che abbiamo visto, dell'abside di San Saba e di molte altre decorazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie Emanuela per questa bellissima e densissima, ricchissima relazione, devo dire, no? Ci hai aperto un po' gli occhi innanzitutto sul ruolo dei laici nella Roma medievale, ma poi hai anche giustamente messo in dubbio tutta una serie di luoghi comuni che non sto qui a ripetere, ma insomma anche questa dicotomia Roma-Bisanzio e anche questa lettura delle fonti, diciamo, di carattere teologico, questo uso-abuso, diciamo, a volte da parte degli storici dell'arte. Grazie. E poi ci hai dato anche un inedito su San Pancrazio, quindi veramente grazie. Grazie. E continuiamo. Chiamo qui la prossima relatrice, che è Simona Moretti, che è professore ordinario di storia dell'arte medievale all'Università Yulm di Milano, dove è anche direttore del Dipartimento di Comunicazioni, Arti e Media, ed è membro del comitato direttivo del Centro Studi Longobardi. Simona è corresponsabile del progetto di ricerca Arte Gratuita, guida ai monumenti pubblici di Milano, ed è responsabile dell'unità locale dell'Università Yulm del PRIN 2017 Navigating Through Byzantine Italy, an online catalog to study and enhance a submerged artistic heritage. È anche membro del progetto di ricerca Corpus della pittura monumentale bizantina in Italia, diretta dal professor Antonio Jacobini. Le sue ricerche vertono prevalentemente sull'arte bizantina e oggi ci parlerà di presenze e influssi artistici dal mondo bizantino. Allora, grazie Claudia. Io mi unisco naturalmente al coro dei ringraziamenti e a cui aggiungo un grazie anche al pubblico che ancora resiste numeroso in queste dense giornate. Il tema delle presenze e degli influssi artistici dal mondo bizantino nel periodo dei Longobardi in Italia e nello specifico al tempo o nel secolo di Grimoaldo è complesso. È ormai risaputo che artigiani bizantini lavoravano anche per una committenza longobarda e che i rapporti tra le due etnie non devono essere rigidamente intesi. Il fascino di Bisanzio sui manufatti di oreficeria longobarda è stato d'altronde ampiamente studiato. Dunque la circolazione di capitale umano, di oggetti e di modelli ha spesso creato incertezze sull'inquadramento di diverse opere artistiche. Si veda, per fare un esempio tra diversi, la celebre coperta di Evangeliario legata al nome di Teodolinda, che di recente Marina Righetti ha assegnato con convinzione alla committenza della regina longobarda. La questione critica è così tortuosa che ha fatto sostenere l'inutilità della distinzione oppure l'inaffidabilità di un'etichetta di discriminante etnica. Dopo questa brevissima premessa, certamente deludente, mi sembra utile affrontare in merito al tema della relazione solo due casi di studio, uno per il nord e l'altro per il sud della nostra penisola. Mi concentrerò su opere già studiate, su cui però ritengo sia necessario tornare a prestare attenzione, con l'obiettivo, in un caso e nell'altro, di reimpostare la più recente valutazione. La prima opera che sto per presentare è tristemente nota al pubblico. Si tratta della testina cosiddetta di Teodolinda. Realizzata in pietra porfirica di colore verde scuro e con venature in quarzo, la scultura è alta 18 cm e fu trafugata dal Castello Sforzesco di Milano durante la notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1982.
La sua provenienza è ignota e indubbiamente ciò ha reso più complicato il suo inquadramento storico-artistico. Nel pezzo taluni hanno voluto riconoscere la regina longobarda e l'opera è stata inserita nel VII oppure nell'VIII secolo, ma anche diversamente inquadrata e datata al periodo preromanico o ancora in piena età romanica. Roberto Cassanelli, in un saggio del 2014 dedicato alla plastica della chiesa romanica, chiesa monastica di Cairate, ha accostato la testina a 3 figure femminili provenienti appunto dal monastero e oggi conservate a Milano in Pinacoteca Ambrosiana. Ritenute in passato di età longobarda, per Cassanelli sono riferibili senza distinzioni, come pur qualcuno vorrebbe, al III-IV del XII secolo. Nel 1969 pure Angela Maria Romanini aveva proposto un confronto tra la figura femminile da Cairate con il braccio sinistro rivolto verso il busto e la nostra testina, che datava, seguendo l'opinione di Edoardo Arslan, al X secolo. La studiosa però, 2 anni dopo, tornava sulla questione, ritenendo la cosiddetta Teodolinda, cito, coeva alla lamella di Agilulfo, ma ben diversamente impegnata in una consapevole soluzione astratta geometrizzante del modulo antico. Fine della citazione. La Romanini ribadì più volte successivamente questa cronologia. L'opera è stata perciò in passato considerata un caposaldo della scultura a tutto tondo di età longobarda. Presenta infatti alcune caratteristiche tipiche di manufatti prodotti da questo popolo, tra cui il volto allungato ed asciutto, cosiddetto a forma di pera rovesciata, il naso triangolare e una linearità primordiale quasi sgraziata. Gli occhi sono a mandorle senza iridi, delimitati da palpebre molto spesse, mentre la bocca è resa con linee sottili. I capelli sono raccolti in forma tubolare, probabilmente in trecce, tenuti da una retina incisa su tutta la superficie retrostante della testa. È chiaro, secondo Bianca Maria Felletti Mai, che essi traggono origine da una pettinatura tardoromana con trecce girate attorno alla testa. L'uso di una roccia porfirica per una microscultura a tutto tondo sembra rispondere a una consapevole scelta di gusto orientata verso le arti preziose, e il dettaglio inciso della reticella che tiene i capelli richiama formule impiegate nelle tecniche dell'oreficeria. Le sculture da Cairate rimangono invece ancorate ad un supporto, presentano rispetto alla nostra testina occhi diversi. Solo quella di dimensioni minori ha il volto asciutto e allungato, tipico della scultura longobarda e del pezzo già al castello sforzesco. Quest'ultimo, tuttavia, appare più elegante e chiaramente semplato su un modello aulico. Datare la testina al XII secolo significa non riconoscere al linguaggio artistico altomedievale la capacità di rappresentare la figura umana, certo fatto raro, ma pur testimoniato da alcune opere giunte sino a noi. Sono invece convinta del suo inserimento in età longobarda. Se l'VIII secolo registra un maggiore attaccamento agli esempi iconografici e decorativi della tarda antichità, e qui mostro il celebre altare di Ratchis, tuttavia anche durante il regno di Agilulfo, come scrive Claudia Zara, cito, furono diverse le acquisizioni di moduli simbolici, concettuali, iconografici di matrice romano-imperiale, utili a instaurare nuovi canali di comunicazione per i sudditi romani e a tentare di ridisegnare, in chiave territoriale non più solo etnica, il potere monarchico, rendendolo, almeno in parte, più autonomo dai condizionamenti posti dalle istituzioni tribali tradizionali. Fine della citazione. Azzara menziona come culmine di questo processo la scelta di designare un erede al trono nella persona di Adaloaldo, il figlio di Agilulfo e Teodolinda, la scelta di battezzare, secondo il rito cattolico, colui che sarebbe divenuto il futuro re, la scelta di incoronarlo all'interno del Circo di Milano, con una cerimonia dal forte simbolismo di imitazione imperiale. A Costantinopoli, come già avveniva a Roma, era l'esercito che proclamava l'imperatore, sollevandolo sullo scudo, come Salomone in questa miniatura bizantina del X secolo. Poi l'elezione veniva ratificata dal Senato e dal popolo. Queste cerimonie si svolgevano appunto nell'ippodromo.
Carmelina Urso ha ribadito come Teodolinda avesse intuito che la raffigurazione pittorico-plastica che si prestava ottimamente per conservare e trasmettere la propria memoria storica, il mito delle origini, servisse a scopi di autorappresentazione e di propaganda. In questo clima il ritratto del sovrano trova la sua perfetta cornice. Al tentativo di consolidamento del regnum e della sua immagine materiale non resta estranea, come scrive Vasco La Salvia, la memoria del progetto politico-amministrativo di origine ostrogota. E dunque giungo più concretamente al tema dell'influenza bizantina sui Goti e sui Longobardi. L'opera, Un tempo al Castello Sforzesco, si inserisce proprio nel solco di quei ritratti di sovrane che la tarda antichità ci ha restituito. Galla Placidia, per fare un esempio, Amalasunta o Ariadne, Teodora. Il nostro pezzo è stato appunto definito una traduzione, una voluta citazione di un modello aulico. Chi ritrae la testina che stiamo analizzando? Senz'altro una donna nobile e sposata, come si evince dall'acconciatura, e qualora rappresenti Teodolinda, se fosse del VII secolo, può ritenersi un'opera coeva, oppure se andasse ricondotta all'ottavo commemorativa, realizzata in onore di un personaggio rispettato e amato dal popolo longobardo, trasformato in leggenda da Paolo Diacono, quando scrive, e siamo proprio sotto il regno di Grimoaldo, riportando le parole di un eremita: il popolo dei Longobardi in nessun modo può essere vinto, poiché una regina venuta da un'altra terra ha fatto costruire sul suolo longobardo la basilica del Beato Giovanni Battista, e perciò il Beato Giovanni di continuo intercede per il popolo longobardo. Con Paolo Diacono chiudo la prima parte della relazione e mi trasferisco al sud. Tra il 2022 e il 2023 il piccolo ma prezioso nucleo di oggetti emersi nel 1915 da una tomba nel bosco di Pantano presso Senisa in Basilicata, oggi conservato al Museo Nazionale Archeologico di Napoli, è stato esposto alla mostra Bizantini. È considerato nei saggi del catalogo come prodotto appunto di maestranze bizantine. Non è mia intenzione qui ripercorrere la storia di quei manufatti ben studiati da Marcello Rotili, che li ha inseriti in un ampio contesto, e da Margherita Corrado, che li ha descritti nel dettaglio, avanzando diversi confronti, ma voglio soffermarmi solo su alcuni aspetti che poi tratterò più ampiamente negli atti. Il nucleo, ritrovato nella sepoltura, è composto dai celebri orecchini in oro cosmalti, dalla fibula a disco sempre in oro con piano di fiondo a filigrana e castoni centrali lungo il bordo, da 2 anelli, la fibula, eccola, gli anelli, uno con pietra verde e l'altro con gemma, e da un pendaglio a crocetta. Altri oggetti: 2 semplici incensieri in bronzo, una croce con monogrammi greci del prelato Teodoro, pertinenti ad un altro deposito nella stessa località, forse legato a un edificio di culto, un anello recuperato secondo le testimonianze in un altro sito, sono conservati al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e al Museo Archeologico Regionale Paleo Orsi di Siracusa. Per quanto riguarda i pezzi provenienti dalla tomba, ci si è interrogati, oltre che sul loro inquadramento storico-artistico, sull'etnia e il sesso del personaggio sepolto, sulla committenza e su chi potesse rappresentare la figura realizzata a smalto sugli orecchini, quasi sovrapponibile a quella sulla fibula proveniente da Comacchio, seppure estranea a quel contesto, la fibula Walters, o anche accostabile alla figura che è rappresentata sempre a smalto sulla fibula Castellani da Canosa di Puglia. Esistono però evidenti anche differenze che per brevità non commento, limitandomi a sottolinearne solo una dal punto di vista tecnico. Gli orecchini e la fibula di Comacchio sono realizzati con lo smalto a freddo, mentre la fibula Castellani secondo il tradizionale procedimento dello smalto cloisonné a caldo, tecnica adoperata con maestria dagli artigiani bizantini. Gli orecchini presentano sul retro l'impressione del rovescio di un solido di Costante II, raffigurante Tiberio ed Eraclio associati al trono con Costantino IV nel 659, fornendo così un terminus post quem.
Senza negare il valore amuletico al metallo monetato, credo che vada assegnato un significato ben preciso a questa impressione. L'imperatore Costante II, lo abbiamo sentito ripetutamente in questi giorni, era stato sconfitto da Grimoaldo e Romualdo. Sappiamo da Paolo Diacono che nel 663 Romualdo era entrato trionfante a Benevento dopo la vittoria sul Basileus. La città nel frattempo si era dotata di una zecca, forse nata già sotto Grimoaldo, come ribadito e confermato ieri da Lorenzo Passera, e vi erano monetieri che potevano lavorare forse anche come orefici. Questa attività è senz'altro testimoniata da un episodio narrato in una fonte agiografica, La Vita Barbati del IX-X secolo, che va letta con tutta la prudenza del caso. Il presbitero Barbato avrebbe convinto i cittadini di Benevento, lo stesso giovane duca, a rinunciare ad antiche abitudini pagane, la venerazione dell'albero sacro e del simulacro d'oro della vipera, in cambio della salvezza dall'attacco di Costante II. Dopo lunghe preghiere sarebbe apparsa la Vergine sulle mura della città, che venne perciò miracolosamente salvata. Teoderada, moglie di Romualdo, avrebbe svolto un ruolo decisivo nella conversione dei Longobardi del Sud. Entrata in scena successivamente, avrebbe aiutato Barbato a distruggere l'idolo d'oro che, trafugato dal palazzo ducale, con il suo consenso durante un'assenza del marito, sarebbe stato fuso per ricavarne un calice e una patena. Questa azione sembra voler attestare la presenza in città di orefici in grado di realizzare oggetti sacri, benché sia opportuno ovviamente considerare la natura e le finalità della fonte, che peraltro è più tarda dei fatti raccontati. Altro dato interessante che si ricava dalla Vita Barbati è l'assenza di una gerarchia ecclesiastica. Romualdo infatti promette al sacerdote Barbato che, se avesse ottenuto la vittoria, lo avrebbe nominato vescovo. Senza entrare nel problema della validità dell'informazione, e per quanto riguarda i vescovi rimando legati al ducato nel VII secolo, rimando all'intervento di ieri di Giovanni Araldi, mi pare opportuno sottolineare che è proprio in questi anni che le fonti collocano la ripresa dell'evangelizzazione cattolica nel ducato e la ricostruzione della Chiesa nelle sue componenti istituzionali. Questa situazione è concretamente testimoniata dagli oggetti liturgici di Senise. La croce e gli incensieri sono infatti greci, ovvero bizantini. A non troppa distanza da Senise, la necropoli in località San Pasquale a Chiaromonte ha portato alla luce altri manufatti di VII secolo, meno preziosi ma interessanti. La fibula dalla tomba di un adolescente mostra affinità nel motivo filigranato a lira con quella di Senise. Si tratta comunque di un motivo che è ritrovabile anche su altre fibule. Al centro l'immagine di Talco è stata interpretata come la Vergine con il bambino, mentre i due elementi ai lati, pur considerati ali di angeli, potrebbero raffigurare a mio avviso due cipressi, alberi, se tali sono, che appaiono anche sulla fibula Castellani e che nella trattatistica di VIII-XI secolo sono simboli di immortalità. Con ciò non voglio affermare che il volto effigiato sugli orecchini e sulle fibule rappresenti la Vergine. Certo, questa è pure una possibilità, a cui se ne aggiungono d'altronde altre. Potremmo infatti vedervi un volto femminile ancora da identificare, oppure l'Arcangelo Michele, il cui culto da parte dei Longobardi prende avvio, l'abbiamo sentito ripetutamente in questi giorni, proprio al tempo di Grimoaldo. In assenza di un'iscrizione e di confronti utili, ogni ipotesi appare al momento opinabile. Mi avvio dunque alla conclusione. I pezzi di Senise sono di produzione differente, sia bizantina, per esempio gli oggetti liturgici, sia longobarda, per esempio gli orecchini. Per alcuni manufatti d'oro non credo si debba necessariamente guardare a Napoli, come vuole Paul Arthur, piuttosto ribadisco che non sia da escludere una produzione beneventana. Nel 1921 Paolo Orsi si augurava che gli scavi nel bosco di Pantano potessero proseguire e probabilmente egli non rimase inascoltato. Ma per questo nuovo capitolo sugli ori di Senise, che necessita ancora di una verifica, rinvio alla pubblicazione degli atti. Grazie.
Grazie Simona per questa raffinata messa a fuoco e anche per essere stata assolutamente nei tempi. E chiamo il prossimo relatore, Miljenko Jurkovic, che è il preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Zagabria, direttore del Centro Internazionale di Ricerca per la tarda antichità e il Medioevo e professore di arte medievale, che si occupa dello studio delle chiese altomedievali e in particolare degli aspetti legati all'architettura e all'organizzazione liturgica degli spazi. È uno studioso veramente di respiro internazionale, con numerosissime collaborazioni all'estero, e nel 2004 è stato insignito dal titolo dell'ordine francese di Officier de l'Ordre des Palmes Académiques per la sua collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali e per i numerosi progetti di mostre. E oggi ci parlerà di architetture e orientamenti artistici in area slava. Grazie. Ok, mi scuso subito del mio italiano di strada, diciamo. E come non leggo, non voglio leggere niente, dunque sarà ancora peggio. Bon, il mio caro amico Gabriele Archetti mi ha chiesto di fare un panorama di quello che succede nel stesso tempo dei Longobardi in Italia, che cosa succede diciamo, all'est della Longobardia Maior e Benevento. Ok, dunque comincio quando i Longobardi non sono ancora arrivati e finisco quando i Longobardi non esistono più perché Carlo Magno ha fatto tutto che si doveva fare. Ok, dunque parliamo del tempo da Giustiniano, diciamo, alla pace di Aquisgrana nel 812 e subito, come vedo, il tempo sfugge. La prima fascia, la tarda antichità, la cosa unica che importava in questo momento è la guerra tra i Goti, Ostrogoti e Giustiniano, l'impero dell'Est, no Bisanzio, non esiste Bisanzio in questo momento, l'impero dell'Est. E che cosa succede? Guarda, le città romane, adesso tardo antiche, con le fortificazioni, un numero di fortificazioni incredibile, ne abbiamo più di una centinaia fino adesso, una trentina ben studiate, ma boh. Okay. E l'arte di corte, l'arte che è una arte dove si capisce subito che è una arte politica di Giustiniano. Dappertutto, a Ravenna, a Spalato, dappertutto. È un'arte che parla e non si può sbagliare, ok? Ecco, dappertutto. E questo continua anche dopo Giustiniano, anche dopo 568, quando i Longobardi sono arrivati. La seconda parte del VI secolo, si costruisce. Per esempio, ecco sull'isola di Rabu una chiesa che ho scavato alcuni anni fa, che è più lunga che la cattedrale di Arbe. Strano, molto strano. E nella weekend house del vescovo di Arbe. L'ha fatta più larga, più grande per sé, con l'arredo liturgico arrivato da Costantinopoli, il marmo, tutto quanto. Dunque tutto continua fino alla fine del VI secolo senza alcun problema e poi si degrada poco per poco. Vedete in nero è la pianta di una piccola chiesetta che è stata inserita dentro nei secoli da noi bui, da voi del Regno Longobardo, VII, VIII, non lo so ancora. E abbiamo il primo problema. In Italia c'è già il Regno Longobardo e noi abbiamo gli avari e slavi che sono arrivati. Ok, sono arrivati, sono qua. Che cosa succede? Non c'è una catastrofe, assolutamente no. Salona, come capitale della provincia della Dalmazia, vive ancora. Le elite sono partite, naturalmente.
Gli ufficiali, la chiesa sono partiti dal palazzo di Diocleziano, e il resto, i tycooni, quelli che avevano soldi, sono partiti sulle isole per essere tranquilli. Ecco. Ma si costruisce ancora, ma non tanto bene. E io, per il VII secolo e la metà dell'VIII, non ho quasi niente da mostrare, perché c'è la crisi totale. Ecco, davanti a voi è la cattedrale di Ossero, dunque su una isola. È stata fatta sia negli ultimi decenni del VI o i primi del VII, non importa, ma si vede già che comparando con le altre cattedrali tardo-antiche, questo è nulla, veramente nulla. E così continua per un secolo e mezzo. La unica cosa che è importante di capire è che la provincia Dalmazia non esiste più, le città costiere e le isole non hanno più la possibilità di commercio con l'entroterra e dunque non si può guadagnare soldi, e adesso diventa la via del mare est-ovest la più importante, non più sud-nord. Questo è importante di capire. Ma tutto comincia a cambiare alla metà dell'VIII secolo grazie ai Longobardi che hanno distrutto l'esarcato di Ravenna. Grazie a loro, per noi. Perché? Perché il fuoco politico, diplomatico viene in Dalmazia. Quello di Bisanzio e quello del Papa e del regno franco. Ok? Allora, che cosa succede? Dopo la caduta dell'esercato in 751, tutti gli storici da noi, gli storici d'arte no, né gli archeologi, si chiedono se i Longobardi sono venuti in Istria e hanno governato l'Istria per questi una ventina di anni, come l'hanno fatto in Italia. E come prove dimostrano dei tipi di architettura che veramente sono tanti in Italia longobarda, ma post-longobarda per me, come la Dreiapsidensaalkirche, ma che è arrivata con i Carolingi, trasferita con i Carolingi e no con i Longobardi, o le chiese a transetto, a una navata e transetto e 3 absidi che sono mausolei normalmente da Galla Placidia, dal V secolo fino ad XI. Sono modelli che sono trasferiti solo con i Carolingi dopo 774, quando sono arrivati in Italia. Ok. Dunque, vedete che non ho quasi niente da mostrare nel momento quando i Longobardi sono in apogeo del loro regno. Ma allora le cose cambiano, come ho detto, il fuoco è sulla Dalmazia. Prima Istria, poi Dalmazia. Che cosa fanno? Bisanzio formalmente tiene questi territori, ma in realtà non fa niente, e il Papa Adriano e Carlo Magno si mettono d'accordo come andare più verso il sud, no? Sud-est, prima verso l'Istria, e entrano in Istria nel 788, ma prima mandano delle spie, veramente delle spie. Mandano il vescovo Maurizio, che è una spia da Papa Adriano e che forma l'Episcopatus Istriensis a Cittanova, a Novigrad. Ma i greci bizantini, adesso Bisanzio esiste, i bizantini l'hanno capito e l'hanno buttato fuori
E poi il Papa chiede a Carlo Mario: caro amico, dai, salvalo, failo tornare al suo posto, perché guarda, mi porta soldi, mi porta questi 10% ogni anno, eccetera, eccetera. E veramente questo succede, e allora, dunque, Desiderio è morto, Carolingi sono in Italia e adesso prima di entrare in Istria fanno queste cose. La cattedrale di Cittànova, che è una copia esatta della la cripta della cattedrale di Cittànova, copia esatta di quella di Aquileia. Dunque, il vescovo Maurizio è andato a Aquileia, ha visto, ha detto: voglio fare questo. Ok, benissimo. Dall'altra parte se ne va a Cividale, questa città dove siamo, e per quello parlo di questo, e va nel negozio e si compra il ciborio per la sua cattedrale. Ciborio che è fatto in una bottega cividalese, da cui ho scritto 30 anni fa. Eccolo, vedetelo, dunque il vescovo Maurizio, c'è il suo nome anche, e naturalmente la bottega che continua le arti della Rinascenza Liutprandea, qua a Cividale, nel Friuli, è la bottega dove l'ha comprato. La cattedrale aveva veramente tanti soldi, perché il Papa Adriano ha pagato tutto. Guardate l'arredo liturgico. Sono plutei perforati, traforati, non so come si dice. Allora, questi costano 10 volte di più. Abbiamo provato di rifarli e ci hanno detto i maestri scalpellini di oggi sull'isola di Brazza: ogni decimo va bene. Si rompono con le tecnologie di oggi. Poi, dunque, costano 10 volte di più. Dunque, vuol dire che il Papa Adriano era molto interessato. Ecco, questo sopra pezzo, vedete come si è cominciato da fare e si è rotto prima di finirlo. Questo pezzo lì. Ok? Che era molto ricca la cattedrale, dimostra anche questa parte di arredo liturgico in marmo, che sia è stata fatta a Roma e mandata via nave a Cittànova, sia i maestri sono arrivati da Roma e il Papa Adriano ha pagato naturalmente. Questo è molto importante di sapere, perché è un processo che dura meno di 10 anni e che sarà molto importante anche per Dalmazia. Vedremo dopo. Ok, che cosa fanno i Carolingi in Istria? Naturalmente organizzano il territorio, controllano il territorio, così via. Vedete un po' i resti della centuriazione vicino al monastero di Santa Maria Alta a Valle. Una cosa molto importante, ma io non vi spiego niente di storia dell'arte, vi mostro solo le immagini, dopo si scrive su queste cose perché è molto più facile e non abbiamo tempo, vedo che veramente siamo in tempi stretti. Ok, modelli sono tardo antichi, ma la forma, l'arte è naturalmente alto medievale, con riprese dei modelli giustinianei, come si vede, per non spiegare. L'importo di tipi e modelli, quello di Dreieabsidensaalkirche o di chiesa a transetto, arrivano qui in Carolingi e sono modelli di ripresentazione del potere, tutte quante che ci sono in Istria, tutte quante, con affreschi, ecco questi affreschi che sono nella Santa Sofia di Due Castelli, sono affreschi che si possono comparare con quelli nelle montagne svizzere, Münster e così via. La tipologia, i sarcofagi, le tombe privilegiate, tutto quanto
molto importante. Naturalmente le fortificazioni, le città fortificate ci dimostrano come il territorio si organizza e si controlla con tutti i modelli ecclesiastici importati. E naturalmente questo che guardate è Gurano, presso Lignano, in Istria, è l'unico settlement, come si dice settlement? Insediamento, ecco, fortificato, fatto ex nihilo con la prima fase carolingia e con le sue chiese che sono incredibili, ci sono tante, troppe su un sito, modelli come vedete. Uno solo è di tradizione tardo-antica, tutto il resto importato, come quelle che conoscete, per esempio il Sesto alla Reghena o la tomba di Desiderio a Brescia e così via. Dunque modelli di mausolei che sono importati, tombe privilegiate dentro le chiese che non spiego adesso perché non abbiamo tempo, sempre di questi modelli di chiese che non esistevano prima qua in Istria. Eccoli, ancora un po', queste altre, questo lo conoscete già, è la pianta di tutte queste Dreapsinsaalkirchen, eccetera, eccetera. E passiamo in Dalmazia. In Dalmazia si fa la stessa cosa. E questo non è inedito, questo è molto importante. Che cosa succede? Negli ultimi decenni dell'VIII secolo, Carolingi sono in Lombardia, sono già in Istria e adesso mandano spie in Dalmazia. E sono tutti ecclesiastici. Che cosa fanno? Mandano il vescovo Giovanni a Spalato per rifare la arciepiscopio, no? Come si dice, la metropolia, no? di Salona e di riprendere, perché guarda, dovete sapere che tutti i vescovadi dalmati non avevano per 1 secolo e mezzo contatti con Roma. Dunque la liturgia era quella liturgia del VI secolo e non sapevano niente del cambiamento dell'VIII secolo a Roma, un'altra nuova liturgia, non sapevano niente, perché erano isolati, totalmente isolati. E hanno mandato questo Giovanni, che dicono che è Giovanni da Ravenna, forse sì, forse no, con l'impegno di rifare la metropolia. E ha riuscito, perché il suo sarcofago, che guardate, c'è scritto Johannes Peccator Archiepiscopus. Dunque è riuscito, è scritto, non è in carta che può dire che cosa vuole. La scrittura su scultura è sempre la verità, dunque siamo sicuri. Allora, Bisanzio, reazione di Bisanzio. In 787, un anno prima che i Carolingi sono arrivati in Istria, e un po' dopo che hanno mandato le spie, il papato, Bisanzio fa il sinodo di Nicea, 787, e hanno invitato 4 vescovi di Dalmazia. E che cosa fanno questi vescovi di Dalmazia a un concilio in Bisanzio? Non hanno niente da fare lì. E sui documenti che abbiamo ancora, dice esplicitamente la loro posizione è migliore che patriarchi, arciepiscopi, vescovi, sì, della parte di Bisanzio. Perché?
Sì, hanno voluto prenderli e la reazione del papato incredibile. Mi ha voluto più di 10 anni di capirlo e di fare le analisi. Allora, tutte le cattedrali, cominciando da Cittànova in Istria, che avete già visto, tutte, l'isola di Krk, Ossor, Rab, Zadar, Split, Dubrovnik, Kotor, tutte le cattedrali che esistevano, tutte in una decina di anni, al massimo decina di anni, hanno nuovo arredo liturgico. Tutte. Prima, chi le ha pagato? Ecco, guardatele. Chi le ha pagato? E perché? Quando si cambia l'arredo liturgico? Si rompe, ma si rompe l'architrave della pergola, non si rompe il pluteo e il pilastro, non si rompe. Si cambia quando c'è una nuova liturgia, solo in questo momento. Dunque, il Papa cosa ha fatto? Ha mandato maestri o ha mandato soldi, chi se ne frega. E tutte queste botteghe, sono 6 diverse botteghe, che sono già pubblicate come botteghe, ma le composizioni di tutte queste botteghe sono romane o ravenate. Tutte. E le idee di motivi in composizione viene da Roma. E non c'è nessun dubbio, assolutamente nessun dubbio. La reazione del papato, riprendiamo questi vescovadi dietro, perché erano nostri, ci siamo un po' dimenticati per 1 secolo e mezzo, ma va bene, okay. Ma adesso tutto viene in ordine. Ecco i pezzi romani o ravenati, Ok, questo è nel tempo dell'espionage e della diplomazia. 2 decadi dopo arriva l'armata carolingia, verso 803, 804, 802 forse, arrivano in Dalmazia. Entrano a Zara, entrano a Cattaro, così, senza guerra. Niente. E lasciano elementi di capire che sono lì. Allora, alcune cose sapete già, alcune nuove. Sull'isola di Rab, l'isola di Rab che tutti pensavano sempre, pensano ancora, i miei amici, che è bizantina. No, i carolingi sono arrivati. Chiesa, su una penisola di Califronte, ecco, una chiesa a 2 absidi, ma guardate qua, 3 altari. 3 altari. Questa è la prima. Ci sono decine di queste chiese a 2 absidi, ma non sapevamo mai come funzionano. Questa è la prima in Europa dove sono trovati tutti i 3 altari e adesso sappiamo la liturgia romana, senza alcun problema. Eccola, ancora una volta. E queste sono queste chiese biabsidate, solo quelle croate per il momento, ma ci sono in Europa, ci sono una 50. Sono chiese di liturgia romana, con 3 altari, anche se sono solo 2 absidi, ma chi se ne frega. San Donato a Zara conoscete tutti, E tutti sapete che Bisanzio ancora una volta voleva riprendere tutto, ha mandato le reliquie di Santa Anastasia al Vescovo Donato e al Dux Paulus, ma non hanno riuscito, hanno fatto la stessa cosa a Cattaro con San Trifone, poi dopo l'hanno fatto a San Marco a Venezia, come lo sapete, l'hanno fatto a Rovigno con Santa Eufemia, ma non hanno riuscito. Gli elementi carolingi conosciuti e per finire solo una cosa che, ecco per Cividale.
Allora, con l'armata carolingia è arrivato un maestro, Scalpellino, un scultore, che viene da Cividale. Non devo spiegare, veramente non devo spiegare l'ambone della cattedrale di Zara con, guardate, la lastra di Sigualdo che potete vedere qua. Quello scultore ha dovuto vedere la lastra di Sigualdo, che è più vecchia di 50 d'anni, altrimenti non poteva scolpire questo. È impossibile. Naturalmente è impossibile. Dunque, un maestro che viene da Cividale, i motivi altri che sono qua, questo anche da Cividale. Lui viene con l'armata e guardate adesso che cosa fa. Lavora sulla cattedrale di Zara, San Grisogono, il monastero più grande in Dalmazia di Zara, la cattedrale di Arbe, e una chiesa nel territorio croato a Pridraga presso Zara, dove era il punto focale del governo dei primi duchi croati. Allora, che cosa fa? Molto intelligente, naturalmente, perché i motivi dalla manticora, dall'unicorno e così via sono molto sofisticati. I motivi incredibili come il Senmurv, di una tradizione sassanide, è incorporato nella mitologia croata, molto importante questo. E poi, ancora mitologia croata, non lo spiego, pieno di guerrieri nudi con animali con peni eretti o ipertrofiati. Ok. Sincretismo normale, perché in questa chiesa l'altare era sopra una stella tardo-antica con Silvano. Chiarissime cose. È molto bello. Dunque il maestro che lavora qua, lavora per il vescovo Donato di Zara, ma lavora anche per i primi duchi croati e lavora, fa queste cose incredibili, ma viene da Cividale. E questo è importante. È per questo che noi amiamo Cividale molto. Grazie. Grazie Emilienko per questa bella panoramica sugli orientamenti artistici in area slava all'epoca. E l'ultima relatrice di questa sessione è Maria Alessandra Bilotta, che è una storica dell'arte medievale e ricercatrice nella Facoltà di Scienze Sociali e Umane alla Università de Nova di Lisbona e anche ricercatrice all'Istituto di Studi Medievali della stessa università. La sua ricerca verte prevalentemente su manoscritti liturgici miniati, manoscritti legali miniati conservati in Portogallo e la circolazione di manoscritti legali dalla Francia meridionale alla penisola iberica. Tra le sue pubblicazioni ricordo le monografie I libri dei papi, La curia, il Laterano e la produzione manoscritta ad uso del papato nel Medioevo, secoli VI-XIII, del 2011, e Medieval Europe in Motion, The Circulation of Jurists, Legal Manuscripts and Artistic and Cultural and Legal Practices in Medieval Europe, 13th to 15th Centuries, del 2021. E oggi ci parlerà di echi longobardi nella miniatura, modelli a confronto. Molte grazie per la presentazione, molte grazie agli organizzatori per avermi coinvolto in questo interessantissimo e denso convegno. Siamo arrivati alla fine di una lunga giornata di lavori, quindi cercherò di essere sintetica e di rimandare agli atti tutto quanto non riuscirò a sviluppare in questa mia conversazione. E ho modificato leggermente il titolo della relazione e quindi parto subito con la trattazione.
Stefano Gasparri, in un interessante articolo sulla regalità longobarda, ha spiegato come e in che modo si sviluppa l'idea appunto e le caratteristiche di tale regalità, partendo dall'origine e dalla storia più antica di questo popolo, per arrivare poi ad una, evoluzione di carattere più storico, partendo da una origine e da caratteristiche di tipo eroico e mitologico. Già nelle prime, nelle originarie narrazioni relative al popolo longobardo, ciò che caratterizza la regalità di questo popolo sono i tratti sacrali e le caratteristiche militari. Caratteri sacrali che saranno importanti anche per ciò che riguarda l'iconografia del sovrano nell'ambito della sua funzione di amministratore, di dispensatore della giustizia. Pertanto già dalle più antiche narrazioni le due caratteristiche, le due armi che maggiormente vengono messe in evidenza sono la spada e sono le lance. Le lance, che sono una peculiare caratteristica della regalità longobarda e che sono importanti nell'esercizio del potere e delle azioni di potere in contesto decisionali in contesto longobardo, anche per quanto riguarda l'approvazione delle leggi oppure ad esempio l'elezione reale. Con il passare del tempo e in particolare con il regno di Agilulfo, le caratteristiche più propriamente longobarde vengono arricchite da una impronta romanizzante. E per quanto riguarda la produzione iconografica di questa epoca, rivediamo nuovamente la celeberrima lamina che oggi abbiamo visto già in diverse occasioni, nella quale a elementi più propriamente originali e longobardi si aggiungono elementi iconografici romani. Ricordiamo tra questi la presenza di queste figure alate che dovrebbero evocare delle niche e delle quali Angela Maria Romanini ricordava il goffo balzo in avanti, a testimoniare che seppure i modelli erano romani, il linguaggio e il lessico era longobardo. L'arma che rimane fondamentale anche in questa iconografia è sempre la lancia che i soldati tengono alle spalle del re. Con l'editto di Rotary si verifica un passaggio importantissimo, quindi da una legislazione orale a una legislazione scritta. E il re diventa pertanto legislatore e e anche ritiene di poter cambiare, modificare la legislazione se questo porterà dei benefici per il suo popolo. E quindi il re longobardo si manifesta come legislatore. E questo si riflette anche nei simboli che questo concetto presuppone. E la lancia rimane l'arma, per il momento, l'arma caratterizzante il mondo longobardo. E lo è in qualsiasi momento, addirittura la sua presenza sostituisce il sovrano, può sostituire o simboleggiare il sovrano. Però con l'età carolingia questa importanza
con l'avvento, diciamo, dell'età carolingia, questa importanza della lancia lascia lo spazio ad un'altra arma che già era presente nella iconografia e, diciamo, nell'immaginario, che è la spada. La spada che rappresenta appunto l'arma per eccellenza dei guerrieri longobardi, anche in difesa del popolo e poi in futuro in difesa della cristianità. Come è stato sia evidenziato sia appunto da Gasparri che da Alessandro Di Muro, la presenza della lancia e la presenza della spada si ritrovano ancora nell'XI secolo nella miniatura, anch'essa celeberrima, che abbiamo più volte visto in questi giorni, del codice di Cava dei Tirreni, nel quale il sovrano è accompagnato da soldati, uno dei quali tiene la lancia e l'altro tiene la spada. Simboli appunto della sua regalità. Il sovrano quindi è il dispensatore di poteri, ma è anche il legislatore. E qui appunto nella rappresentazione di Arechi il sovrano nella sua mano sinistra ha scritta la parola lex, quindi a testimonianza ancora della valenza legislatrice e del re in ambito longobardo. Proseguo con rapidità mostrandovi alcune altre immagini e in contesto alto medievale la figura, l'iconografia del re legislatore si ritrova anche in altri manoscritti. Vi mostro il altrettanto famoso codice di Leida, nel quale Giusi Zanichelli ha giustamente riconosciuto delle assonanze iconografiche con il dittico di Probiano, a testimonianza che vi è uno sguardo rivolto alla romanità che però viene interpretato in un linguaggio, in un lessico completamente differente. E le lance, quindi le lance longobarde, non avranno e non hanno successo nelle future rappresentazioni legate al sovrano legislatore. Ciò che invece ha successo e diventa un elemento peculiare e caratteristico non solo delle iconografie regali relative a questo tipo di soggetto è la spada. La spada che è presente anche nella narrazione biblica e che da sempre è considerata come uno strumento di esercizio, uno strumento utile per l'esercizio della giustizia. La cosiddetta spada di giustizia, e la spada diventerà ad un certo punto anche un simbolo del potere regio e del potere anche legislativo. E qui ne abbiamo un esempio in un testo che non è un testo di diritto romano, ma è un testo di diritto locale, Lo Specchio dei Sassoni, in un esemplare conservato a Dresda, nel quale il Cristo attribuisce al pontefice e al sovrano il potere di legiferare attraverso la concessione e la cessione delle spade. Quindi la spada diventa e rimane un elemento essenziale nella evoluzione dell'iconografia del sovrano come dispensatore di giustizia. E questo proseguirà anche in tempi molto successivi rispetto all'epoca di Grimoaldo e all'epoca dei Longobardi. Infatti la spada rimane un elemento essenziale anche nelle iconografie legate all'amministrazione della giustizia nei codici miniati di epoca trecentesca. E qui abbiamo un esempio molto celebre di Gesto Vetus, nel quale l'imperatore Giustiniano, al centro della scena, impartisce l'ordine di realizzare
la condanna a morte di un condannato e allo stesso tempo costituisce il completamento di una teoria di figure femminili che rappresentano le virtù teologali e cardinali, a simboleggiare che l'imperatore nell'atto di giudicare è anche la rappresentazione personificata della giustizia. Quindi con il proseguire del tempo il re dispensatore di giustizia da legislatore diventa esecutore anche e giudice negli atti processuali. E qui abbiamo ancora un altro esempio nel quale Giustiniano svolge questo compito di esecutore e di giudice in ambito processuale. Ricordiamo appunto che il processo pubblico diventa un mezzo per esercitare la giustizia che nel XIII e nel XIV secolo si consolida. E per concludere questa mia rapida carrellata vi mostro come nelle iconografie, presentandovi sempre i frontespizi di diversi esemplari dell'Inforziato, come nell'iconografia del sovrano giudice si passa dal sovrano giudice alla presenza di un giudice che sostituisce il sovrano. In un caso questo giudice è ispirato dalla figura di Cristo a testimoniare la sacralità del diritto che continua ad ispirare la figura del giudice. Il giudice che diventa tramite quindi tra l'autorità regale e l'esecuzione pratica della giustizia e che in questo modo ci dimostra come la sacralità dell'esercizio della giustizia e l'amministrazione del potere passano anche attraverso la simbologia del re sovrano giudice e della sua spada. Grazie. Grazie per questo affondo sugli echi longobardi, veramente nell'iconografia del sovrano dispensatore di giustizia. Adesso, se ho capito bene, dobbiamo concludere i lavori perché c'è una riunione, quindi vi saluto e vi rinvio alla sessione di domani mattina. Buona serata.